La bellezza della natura. Ho rimesso questo video perché so che vi era piaciuto molto, ma soprattutto per far capire appunto la bellezza, la semplicità. Con poco ci si diverte, queste donne, ognuna con un'odissea, ma che sono riuscite a sopravvivere, che gridano il loro nome. Lo dedico anche a tutte quelle donne che non ce l'hanno fatta, a quelle invece sopravvissute, perché bisogna anche iniziare a dire basta. Qualcuno deve fermare questa mano omicida. Qualcuno deve dire basta alle guerre, questi bambini che continuamente muoiono tutti i giorni, persone, anziani, solo per l'arricchimento di qualcuno, perché come una volta, cioè bisogna allargare sempre di più l'orizzonte, ma per prendere, non per dare, per diventare sempre più potenti. E invece noi questa mattina parleremo di bambini, parleremo di questa raccolta che si farà. Allora andiamo a vedere lo spot e poi saluto gli ospiti. Andiamo a vedere lo spot. Segui la strada per aiutare i bambini in povertà sanitaria. Partecipa a In Farmacia per i bambini, acquista un farmaco pediatrico e aiuta i minori in difficoltà. Fondazione Francesca Rava, dal 13 al 20 novembre in Farmacia per i bambini. E saluto e ringrazio la dottoressa Emanuela Ambrecht, appunto Fondazione Rava. Grazie dottoressa di essere qui con noi. Anche quest'anno si riparte, speriamo di raccogliere tanti farmaci per questi bambini. Ho visto anche le farmacie che mi avete abbinato, sono tante, vi ringrazio e facciamo anche questa mattina l'appello: donate, perché ne abbiamo veramente bisogno di questi farmaci che molte famiglie non hanno neppure la possibilità di comprare, e voi sapete che ho il Banco Solidale, grazie alla Fondazione Rava che mi sono iscritta, facciamo queste raccolte per aiutare anche queste famiglie. Grazie dottoressa. Saluto anche Alberto Toresan, parlerà come paziente guarito, poi spiegherà chi, perché, ma è importante sentire la sua voce, questo messaggio veramente molto importante, che ce la si può fare, bisogna credere in se stessi ed avere anche un aiuto dalla società, dalla famiglia, ma anche dalla società, che non ti guardi come un ammalato ma come una persona che cerca di uscire da questo tunnel. Esatto. E saluto anche il professor Giancarlo Blangiardo, già presidente Istat. Buongiorno professore, grazie anche a lei. Sentiremo cosa ci racconta il professor Blangiardo, soprattutto dal suo osservatorio, cosa sta vedendo, perché qua i numeri non tornano più, professore, stiamo dando noi i numeri, perché sentiamo sempre numeri diversi, ma allora i veri numeri quali sono? Allora dottoressa Ambrecht, cosa ci dice? Partirà adesso appunto prossimamente questa raccolta, diciamo la data, quando, come e cosa vuole dire? Prego dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato anche io. Microfono dottoressa. È acceso, è aperto. Non la sento dottoressa. Sentite? Adesso sì. Sì. Perché? Sì, perfetto, chiedo scusa. Sì, ora non vi vedo più, però... Ma noi la sentiamo e la vediamo, parli pure. Va bene, io parlo. Sì. Allora sì, volevo ringraziarvi intanto per avermi ospitato anche questa volta. Noi siamo ormai arrivati alla 13ª edizione di In Farmacia per i bambini, quindi sono 12 anni, è partita nel 2013, quindi ogni anno lo affrontiamo con grandissimo entusiasmo e cerchiamo di rispondere ai bisogni di tutto il territorio italiano. Noi eravamo partiti nel 2013 con 300 farmacie e da pochi giorni abbiamo superato le 3.000 farmacie aderenti, quindi siamo contenti che innanzitutto la categoria dei farmacisti risponde e partecipa a questa importante iniziativa, e poi siamo contenti anche dell'adesione di tutte le aziende che ci aiutano e soprattutto di tutti i volontari che dal 13 al 20 novembre andranno nelle farmacie italiane come nostri volontari. Il grande esercito, così posso chiamarlo, dei volontari è per noi fondamentale ed è la spina dorsale di questa iniziativa. Senza i volontari
volontari che vanno in farmacia quel giorno, questa iniziativa non sarebbe possibile. Quindi insomma, dottoressa Ambrecht, noi abbiamo visto questa bellezza del deserto, voi operate non solo in Italia ma nel mondo, ecco, cosa sentite, che cosa vi dicono, ecco, voi che avete questi collegamenti importanti, quanta povertà, solitudine e miseria c'è nel mondo? Prego, specialmente anche per queste creature che hanno solo la sfortuna di essere nati nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, forse. Prego. Sì, noi abbiamo proprio la mission dell'aiuto ai bambini che si trovano in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Noi siamo operativi in Italia da 25 anni, ma di fatto rappresentiamo una grandissima organizzazione che si chiama NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, i nostri piccoli fratelli, e che è un'organizzazione internazionale che è operativa dal 54, quindi sono più di 70 anni che l'organizzazione si occupa di bambini che vivono in povertà economica, in povertà educativa, in povertà sanitaria. Quindi abbiamo visto negli anni tantissimi bambini in difficoltà. Noi, come forse sapete, lavoriamo tantissimo in Haiti. In Haiti un bambino su 5 muore per malattie che sarebbero facilmente guaribili in un paese diverso. Ad Haiti i bambini muoiono semplicemente per una broncopolmonite, per una gastroenterite, muoiono per patologie infettive, quindi tutte patologie che nel nostro mondo vengono curate in pochi giorni, e muoiono perché non c'è l'accesso ai farmaci, perché non c'è l'accesso a delle cure adeguate. Quindi sappiamo bene che in realtà 2/3 del mondo sono paesi in via di sviluppo o paesi emergenti o paesi che comunque vivono grandissime povertà e purtroppo in questi anni anche grandissime guerre. Haiti stesso dal 2019 si trova in una situazione di guerra civile gravissima che ha isolato il paese, quindi gli haitiani non possono uscire dal paese e tantomeno noi o comunque tutti i cooperanti possono recarsi nel paese perché gli aerei non vanno, gli aeroporti sono chiusi, quindi si trova in una situazione gravissima. Non se ne parla perché giustamente ci sono anche delle guerre gravissime che stiamo vivendo ogni giorno, ma Haiti stesso sta vivendo una situazione di guerriglia, il paese è in mano delle gang, non esiste stabilità politica e c'è tantissima purtroppo morte e disagio anche in questo paese, e come diceva lei, poi questo disagio colpisce soprattutto le fasce più deboli della società, per cui i bambini. Il nostro ospedale in Haiti cura ogni anno 80.000 bambini che si trovano in condizioni di povertà con le loro mamme, ma non è sufficiente perché è un paese dove mancano completamente le strutture non soltanto sanitarie, ma manca l'acqua potabile, è un paese di grande difficoltà, e come Haiti purtroppo ci sono tantissimi altri paesi. Noi collaboriamo ancora molto con l'Ucraina, con cui lavoriamo dal 2022, in particolare con un ospedale che si trova a Chernivtsi, un ospedale pediatrico che è il Bukovnia Pediatric Hospital, e tuttora continuiamo a inviare materiale sanitario, materiale medico, e abbiamo un rapporto continuo con i pediatri dell'ospedale, e a breve stiamo lavorando per costruire un centro di riabilitazione che possa appunto riabilitare tutti quei bambini, ragazzi e adolescenti che in qualche modo hanno avuto una grave offesa da parte della guerra e quindi hanno bisogno di riabilitazione non soltanto fisica ma anche di benessere mentale, psicologica. Quindi insomma, ecco, questo è un po' lo scenario in cui noi lavoriamo e che conosciamo molto bene. Grazie dottoressa anche per aver spiegato, ecco, perché noi abbiamo una visione ampia con questa trasmissione, mi collego con tutto il mondo nel vero senso della parola, perciò abbiamo anche e dobbiamo anche capire che purtroppo c'è qualcosa che non funziona, anche perché, ripeto, le fragilità non possono difendersi, penso anche i diversamente agili che non possono neppure scappare, è una situazione drammatica. Professor Blangiardo, ma allora qui in Italia non facciamo bambini, ci lamentiamo, e poi da altre parti del mondo invece li uccidiamo i bambini, uccidiamo le persone. C'è qualcosa che non torna, eppure sarebbe un mondo bellissimo, uno che aiuta l'altro, uno che è veramente l'accoglienza, il diverso, come è visto purtroppo anche nel mio paese, lo devo ammettere, in maniera veramente squallida a volte, solo perché il colore della pelle è diverso, ecco, già lo metti all'angolo, sono tutti delinquenti, sono tutti stupratori. Ma questo è il messaggio che è passato, non c'è niente da fare. Ecco, cosa dice, professore, cosa vede lei? Perché questi numeri non tornano? Anzi, siamo sempre più in guerra, pensiamo 57 guerre, pensate voi, avete sentito cosa ha detto la dottoressa Ambrecht. Prego, professore.
Allora, naturalmente sulle guerre c'è poco da fare, io non so chi abbia possibilità di intervenire per evitare che questo possa succedere. Quello che però i numeri ci raccontano sono delle situazioni che come dire, sono diciamo in parte controllabili, migliorabili se noi i numeri li leggiamo in maniera corretta, quindi se non vengono, come si dice, distorti. Ok, lei ha detto chiaramente noi siamo un paese che ha perso la capacità di garantire continuità a se stesso, perché attraverso la progressiva e continua caduta delle nascite evidentemente noi, non dico che andremo ad estinguersi, ma certamente qualche problema, e qui non entriamo nel dettaglio, ma insomma sono abbastanza note le conseguenze, rischiamo di averlo. Nel resto del mondo la situazione, almeno in certe aree, è di tipo diverso. Si è parlato appunto poc'anzi del discorso dei bambini, ci sono realtà territoriali in cui certamente non manca di bambini, e quindi c'è anche un discorso di mobilità, se vogliamo, internazionale, che laddove ci sono situazioni come la nostra, questo vale per l'Italia ma vale un po' per l'Europa, la migrazione, la mobilità, che non è auspicabile ma qualche volta è necessaria, quindi è gente che fugge, che scappa da guerre, da carestie, dalla povertà in generale. Ebbene, laddove c'è questo movimento, questa acquisizione di altre persone, questo naturalmente rappresenta per la demografia, per la popolazione, anche una forma di beneficio. Ancora una volta però devo dire bisogna stare attenti ai numeri, cioè noi siamo un paese di 59 milioni di abitanti, quindi siamo un paese che ha dei flussi migratori in ingresso non così insignificanti. È uscito proprio l'altro ieri, l'ultimo rapporto Istat sulla l'immigrazione, quindi sulla concessione di permessi di soggiorno, e viene fuori che c'è stato ancora nel 2024 e ci sarà anche nel 2025, peraltro è già in atto tranquillamente nei mesi precedenti, un flusso di movimenti di ingressi. Allora, però il problema è nella dimensione, cioè noi siamo un paese che evidentemente può accogliere flussi di immigrati come quelli che stiamo vivendo, deve darsi da fare per integrarli, per valorizzarli, per dare piena parità a tutti, in particolare se vogliamo anche ai più fragili, ai minori, ai bambini, però evidentemente non siamo un paese che può accogliere il surplus demografico di tutto il mondo, perché nei prossimi 20, 30, 40 anni noi avremo che la popolazione dell'Africa raddoppia e è impensabile immaginare che un paio di miliardi di persone vengano in qualche modo interamente assorbiti dalla sponda nord del Mediterraneo o comunque dall'Europa. Per cui evidentemente bisogna fare in modo che la migrazione sia un contributo, che la migrazione sia una sorta di benessere per coloro che in qualche modo la vivono, quindi l'atteggiamento deve essere di accoglienza da entrambe le parti, perché qualche volta noi assistiamo a situazioni in cui magari c'è una certa disponibilità in chi sta sul posto e forse meno elasticità da parte di chi in qualche modo arriva da fuori. Ecco, bisognerebbe che si diffonda questo tipo di duplice atteggiamento di disponibilità e che naturalmente i numeri in un paese di 60 milioni di abitanti scarsi non siano numeri poi di fatto ingestibili. Ecco, questo io credo che senso realistico rispetto a questi fenomeni sia estremamente importante, e quindi non si deve generalizzare a vanvera, come si dice, si deve però prendere atto di quella che è la reale situazione, e ciascuno poi deve fare la sua parte. Più chiaro di così non poteva essere. La ringrazio, professore, di aver detto chiaramente com'è la situazione in Italia, in Europa e nel mondo. Bisogna capire chi deciderà la sorte dell'Italia, dell'Europa e del mondo, perché dobbiamo anche capire che qualcuno dovrà decidere finalmente di prendere le contromisure e di far sì che questi popoli vivano in pace. Andiamo a vedere invece questo video di Alberto Torresan, per capire chi è Alberto Torresan e perché qui questa mattina si parlava di morte, di guerra, ma si parla anche di vita, di malattia, ma di vita. Andiamo a vedere. Il nostro corpo è costituito da miliardi di cellule.
Si stima che un maschio adulto di 70 kg sia composto da circa 100.000 miliardi di cellule ed ognuna di esse si è sviluppata ed è cresciuta per svolgere compiti e mansioni specifiche. Le cellule possono costituire i vari tessuti di cui siamo composti, come la pelle, gli organi interni, i muscoli o il sistema nervoso, oppure possono svolgere compiti più specifici, come i globuli bianchi che ci difendono dalle invasioni di virus e batteri. Ma tutte queste cellule altamente specializzate derivano da un tipo di cellula originario chiamata cellula staminale, cioè una cellula indifferenziata alla quale il nostro organismo non ha ancora assegnato una struttura o una funzione specifica, ma che ha il potere del tutto particolare di replicare se stessa o di trasformarsi in uno dei 200 tipi diversi di cellule che compongono il nostro corpo. Proprio per questa loro peculiare caratteristica, le cellule staminali hanno trovato diversi usi e applicazioni mediche e vengono comunemente utilizzate per il trattamento di diverse malattie. È il caso delle staminali del sangue, chiamate cellule staminali emopoietiche o CSE. Le CSE sono cellule contenute all'interno del midollo osseo, ovvero il tessuto molle che si trova nell'interno cavo di tutte le ossa che compongono lo scheletro umano e che non va assolutamente confuso con il midollo spinale, che è un'altra cosa. Il nostro corpo utilizza le CSE per produrre quotidianamente milioni di cellule del sangue, come globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Capita a volte però che queste cellule si ammalino, causando malattie molto gravi, come leucemie, linfomi, mielomi, tumori infantili, malattie ereditarie come anemie e talassemie e molte altre. Quando queste malattie non sono curabili con le terapie convenzionali, si deve ricorrere al trapianto, rimpiazzando le cellule del midollo malate con cellule staminali emopoietiche di un donatore sano e compatibile. Le cellule staminali necessarie per il trattamento di queste malattie si possono ottenere solamente tramite donazione, che può avvenire in 3 modi diversi. Il primo è la raccolta di CSE da sangue periferico, chiamata anche staminoaferesi. Ogni individuo presenta normalmente nel proprio sangue periferico una quantità di cellule staminali molto bassa, ma grazie alla somministrazione di alcune sostanze chiamate fattori di crescita si possono indurre le CSE a riprodursi e a uscire dal midollo osseo, entrando in circolo nel nostro sangue, permettendoci così di raccoglierle in quantità sufficiente tramite un prelievo di sangue venoso, detto appunto staminoaferesi. Questa procedura è la più comunemente utilizzata e si effettua in un centro trasfusionale. Il secondo metodo è quello del prelievo di CSE da midollo osseo, non spinale, che avviene in sala operatoria previa anestesia locale o generale con prelievo delle CSE midollari direttamente dalle ossa del bacino mediante punture. Il terzo metodo è quello della raccolta di CSE dal sangue del cordone ombelicale. Oltre che nel midollo osseo, infatti, si possono trovare preziose cellule staminali emopoietiche anche nel sangue che circola dal feto alla placenta e viceversa, tramite il cordone ombelicale. Il cosiddetto sangue cordonale viene raccolto dopo il clampaggio del cordone ombelicale senza alcun rischio per mamma e neonato e dopo che il bambino è stato affidato alle cure della mamma e del personale ostetrico. L'unità di sangue così raccolta viene poi congelata e messa a disposizione dei centri di trapianto. Data la sua relativa immaturità immunologica, il sangue cordonale è potenzialmente utilizzabile per curare molte più persone. Perché un trapianto di cellule staminali emopoietiche abbia successo, infatti, è necessario che donatore e ricevente siano compatibili, cosa che avviene solamente in un caso ogni 100.000. In Italia, ad esempio, ci sono donatori solo per coprire il 60% del fabbisogno nazionale. Ecco perché sono necessari tanti volontari donatori anche provenienti da giovani di varie etnie. E anche tu puoi contribuire e diventare donatore è semplicissimo. È sufficiente avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. Se rispetti questi requisiti, puoi essere inserito nel registro dei donatori di midollo IBMDR, dove rimarrai iscritto fino all'età di 55 anni. Ti basterà recarti al centro trasfusionale più vicino a casa tua e sottoporti ad un semplice prelievo di sangue o di campione salivare, che verrà analizzato e se risultassi compatibile con uno dei pazienti in attesa di trapianto, si procederebbe alla raccolta delle CSE e all'invio della donazione al centro trapianti che ha in cura il paziente. Potresti non venire mai chiamato, ma la tua disponibilità renderà possibile la scelta della donazione migliore per il successo del trapianto per un paziente in ogni parte del mondo che potrà vivere grazie a te. Infine, ricordiamo che tutte le donazioni sono volontarie, anonime e gratuite. Ora che conosci le cellule staminali e sai quanto puoi essere utile per la vita di chi attende il trapianto, iscriviti anche tu al registro e diventa donatore. Allora, prima di dare la parola al nostro Alberto Torresan, che è qui in presenza, e spiegheremo il perché, non a caso avete visto questo video, sentiamo il nostro Rinaldo che è attaccato al telefono. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quello che serviva a fare è la donazione di medicinali per i putei, per la povera gente. È un'iniziativa nobile, va bene, però
voglio dire una roba, perché le case farmaceutiche, una volta che ha sfruttato la licenza da fare un medicinale, che ha sfruttato fino all'osso del tapaschei, non gli fa e gli dà gratis a chi i paesi che ha bisogno, che non ha niente. Non è molto difficile e costoso, solo che purtroppo l'ingordigia che abbiamo in altri paesi occidentali, che siamo intelligenti, che siamo di tutto, non abbiamo la capacità di vedere il corpo e di aiutare questa gente. Perché questa gente, a parte che c'è peso, perché questi qua, pochi a volta, vivono tutti in Occidente, perché da loro non ha più niente da mangiare. Sono d'accordo, chi dà fastidio, non è tanti, tutto quello di voi. Ma c'è un problema che non possiamo fermare. Da ragione il professore che dice che fra 40 anni ne sarà 2 miliardi, che non ha da mangiare e arriva qua. E dopo, noi voglio dire delle cellule staminali. I professori, studiosi, i ricercatori non dovrebbero domandare la carità per togliere queste cellule staminali. E dovrebbero avere permesso dai medici, no? Senza fare tante domande, domandare chi me lo dà il sangue. No, dovrebbe una prassi normale, senz'altro diventerà con gli anni. Perché è un bene per tutti, no? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato chiaro in tutte e tre le situazioni che hai espresso, grazie delle tue riflessioni. Sentiamo allora, grazie Rinaldo, Alberto Torresan. Chi è Alberto Torresan e perché è qui questa mattina? Prego Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa, buongiorno professore. Sono qui per, come si dice, per sintetizzare un po' il video. Penso che il video sia molto chiaro. Senza donatori non diamo speranza a noi malati di sopravvivere o di avere una vita più lunga. E cosa posso dire? Io sono un ex giocatore di calcio, purtroppo nel 2019 mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo, è una malattia sul sangue che mangia il calcio delle ossa fino a formare dei buchi. Da là è partito il mio calvario, dove ho dovuto affrontare molte chemio. Perché ho fatto molte chemio? Per abbassare il più possibile le cellule tumorali nel mio sangue, per andare a fare 2 autotrapianti con le mie cellule. Era una prima fase per i medici per provare a vedere se riuscivamo a risolvere questo problema. L'ho fatto nel 2020 questi 2 autotrapianti con la mia raccolta che ho fatto qua a Treviso. Purtroppo dopo 2 o 3 mesi la malattia mi è ritornata fuori, mi ha preso la spina dorsale verso il bacino, dove sono rimasto paralizzato per 5-6 mesi, non riuscivo più a camminare. Da là la mia grande forza è la mia forza di volontà, non ho mai smesso di lottare. Perché non ho mai smesso di lottare? Perché già all'inizio di tutta questa avventura una delle prime domande che ho fatto ai primari di Castelfranco, dove ero stato ricoverato lì i primi giorni che stavo male, è stata quella se c'era una cura per la mia malattia, e loro mi hanno detto sì, c'è una possibilità, e io ho detto dobbiamo sfruttarla il più possibile, tutta la voglio consumare. Da là ho fatto questi 2 autotrapianti, non sono andati come dovevano andare, e da là ho ricominciato di nuovo il chemio, perché la malattia, come ho detto, si è ripresentata. Ho fatto chemio per 1 anno e la seconda mia possibilità era quella di trovare un donatore, come è stato ben spiegato nel video. Ripeto sempre, più donatori, più speranze di vita a noi ammalati in tutta Italia, in tutto il mondo. Bene, da là fortunatamente siamo riusciti a trovare una donatrice. Questa donatrice io la prego, la ringrazio tutti i giorni della mia vita. È una donna che arriva dall'Argentina, le sue cellule arrivano dall'Argentina perché lei ha fatto la raccolta là e poi sono state spedite nel momento giusto in cui io ero ricoverato a Udine. A Udine ho fatto il trapianto. E da là il donatore ha una funzione fondamentale, ha uno scopo di vita e non costa niente, cioè è fondamentale. Noi preghiamo, purtroppo le persone fuori non sentono le nostre grida in ospedale, vi dico che io ne ho sentite tante, noi preghiamo perché ci siano più donatori, più speranza di vita per noi. Questo Senti, è il succo del Alberto, discorso. Cosa provi tu nel momento che tu, in tutte le maniere, tu e quelli ammalati come te si aggrappano alla vita, e io devo farci, devo uscire e vedere tutti questi morti sani, persone sane che non hanno niente, solo perché qualcuno ha deciso veramente di dire basta alla vita e sì alla morte. Cosa provi? Provo che non ha senso tutto questo, secondo me, e possiamo stare qui
giorni, anni e mesi, ma non troveremo mai come si dice, il perché. È la stessa domanda che tanti si fanno: perché è toccato a me? Io a volte vado anche, quando vado in ospedale, ho un bellissimo rapporto con i miei medici, anche perché per i medici, come sono uscito io, quello è la gioia sua di loro, cioè ne vorrebbero vedere molti di più, ma purtroppo sono sempre quelli di più che non ce la fanno. Loro mi dicono sempre che tu, Alberto, hai uno spirito combattivo, questo e quello. È quello che purtroppo io nel mio percorso ho perso 4-5 amici, già subito il primo anno, ma non perché io ero migliore di loro, però si era spenta quella luce negli occhi, cioè voglio dire, Madonna... non avevano più voglia di lottare. No, e questo mi fa rabbia, perché io l'ho fatto perché io volevo vivere ancora, questo devi vivere, dopo lo fai per la famiglia, lo fai per gli amici. Ti stai emozionando? Beh, sempre, perché... Sempre. Bisogna vivere questi momenti, e dopo vero? Esatto, infatti la vita ti cambia e qualsiasi cosa che fai durante il giorno dai più valore a quando non era prima. Prima a volte davi... Riesci a capire l'importanza... Sì, però non è giusto ad avere una cosa così per capire certi valori della vita, bisogna scoprirlo anche prima. Sentiamo la dottoressa Ambre come commenta le parole di Alberto, soprattutto lei che capisce assieme a tutta questa enorme squadra che avete l'importanza della vita, di far sperare queste persone, di aiutarli con questa scienza, ricerca e tecnologia che ha fatto veramente passi da gigante. Prego dottoressa. Sì, intanto volevo così complimentarmi con Alberto per il coraggio, la forza e la determinazione che ha messo in questo suo calvario, perché così possiamo chiamarlo, e in questa malattia. E penso che queste malattie di fatto si combattono così, nel senso che la medicina è fondamentale ed è insostituibile, però l'attitudine, l'atteggiamento con cui ci si porta verso la malattia rappresenta sicuramente quasi l'80% della possibilità di guarigione, quindi veramente complimenti ad Alberto per il modo con cui si è apportato. Io penso che i progressi della medicina siano meravigliosi in questi ultimi anche soltanto 10 anni, sono stati immensi e sicuramente ne vedremo. Il trapianto mi lascia sempre stupita, nel senso che trovo che sia una strada incredibile, un vero miracolo della medicina, e ho visto tantissime persone non soltanto guarire ma quasi risorgere grazie ai trapianti, e il trapianto è un atto di generosità immensa, perché non soltanto ci vuole coraggio, ma ci vuole proprio un grande spirito altruistico per fare questa scelta, e non è da tutti, quindi un grazie anche a tutte le persone che decidono di farlo. Spesso sono persone giovani e quindi quando si dice che i giovani sono egoisti non è vero, io penso che ci siano tantissimi giovani che non pensano soltanto alla loro vita, ma pensano a vite di persone sconosciute che con un gesto piccolo ma grandissimo possono salvare, quindi è una cosa meravigliosa. Ovviamente il pensiero, ascoltandolo, mi è andato anche ai paesi in cui lavoriamo, di cui parlavamo prima, dove i trapianti sono praticamente impossibili e dove ad esempio ad Haiti purtroppo anche la banca del sangue fa molta fatica, e quindi una semplice trasfusione di sangue, che diciamo è una piccolo trapianto, non è un trapianto però comunque è una donazione da una persona all'altra, non possono avvenire, e ci sono bambini che dopo interventi chirurgici spesso perdono la vita perché non riescono a ricevere il sangue che servirebbe loro per sopravvivere. Quindi mi fa ancora più pensare che la tecnologia, è vero, e l'evoluzione della medicina dovrebbe sempre più essere democratica, quindi andare più verso tutti quei paesi dove, come dicevamo prima, l'accesso alle cure è difficile. Quindi il mio sogno è quello di vedere proprio una democratizzazione della medicina e della tecnologia, che è un po' quello che diceva il telespettatore prima, la persona prima, dove di fatto diceva come in fondo non sempre la medicina è per tutti, e questo è proprio vero, e questo noi lo respiriamo proprio nei nostri paesi. Quindi il mio augurio è che la scienza possa pensare un po' a tutti, e che l'esperienza di Alberto sia un'esperienza che sempre più si replichi in tutto il mondo.
Mi piace molto questo termine che ha usato dottoressa Ambrecht, medicina democratica, bellissimo questo, ecco, ci vorrebbe proprio, sarebbe ora, visto che andiamo a fare i giretti così per svago nella Luna, forse magari fare una medicina democratica non sarebbe proprio per niente male. Andiamo a vedere allora questo video, Fondazione Rava. Aiutare i bambini, gli adolescenti e le donne in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Con questo obiettivo, nel 2000, nasce la Fondazione Francesca Rava, in memoria di Francesca, prematuramente scomparsa. Rappresentiamo in Italia l'organizzazione Nuestros Pequeños Hermanos, che dal 1954 salva dalla strada migliaia di bambini orfani o abbandonati. Sosteniamo bambini e ragazzi accolti nelle case NPH in 9 paesi dell'America Latina, con adozioni a distanza, campus di volontariato, progetti di empowerment, raccolta fondi. La sostenibilità sociale e ambientale è per noi un valore fondamentale e tutti i nostri progetti contribuiscono agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro cuore batte per Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo, dove un bambino su 3 muore prima dei 5 anni. Qui, nel 2006, inauguriamo l'ospedale NPH Saint-Damien, che salva 80.000 bambini all'anno, il più grande dell'isola, l'unico pediatrico gratuito. Nel 2008, in collaborazione con il network KPMG Italia, nasce Ninna-O, primo progetto nazionale contro l'abbandono neonatale e l'infanticidio, che informa le future mamme in difficoltà della possibilità di partorire in anonimato e sicurezza e prevede l'installazione di culle termiche nei principali ospedali italiani. Nel 2010 un terremoto devastante ad Haiti provoca oltre 220.000 morti. Insieme alla Marina Militare siamo in prima linea nei soccorsi. Il Saint-Damien diventa per giorni l'unico ospedale operativo sull'isola e centro dei soccorsi internazionali. Anche in Italia interveniamo laddove c'è bisogno. Nel 2013 diamo vita all'iniziativa In Farmacia per i Bambini. In oltre 10 anni abbiamo raccolto oltre 2 milioni di farmaci e prodotti baby care per i bambini accolti in quasi 1.000 enti che si occupano di infanzia. Sosteniamo questi enti anche con progetti educativi e di inclusione. Abbiamo portato soccorso sanitario nel Mediterraneo a più di 150.000 bambini migranti e donne incinte. La nostra attività nelle emergenze è costante. Nel 2016 siamo intervenuti per il terremoto in centro Italia e abbiamo ricostruito 8 scuole. Durante la pandemia abbiamo inviato attrezzature e presidi sanitari a 30 ospedali e abbiamo sostenuto 55.000 persone in difficoltà con il progetto SOS Spesa. Grazie all'iniziativa Borse del Cuore proponiamo a giovani accolti in comunità o entrati nel circuito penale attività di orientamento e formazione utili per il loro inserimento lavorativo. E con Palla al centro offriamo percorsi di inclusione a minori e giovani adulti detenuti negli istituti penali minorili in Italia. Con lo scoppio della guerra in Ucraina ci siamo attivati per inviare materiale sanitario negli ospedali del paese e per accogliere le famiglie arrivate in Italia. Nel 2023 siamo intervenuti per portare aiuto alle persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Abbiamo imbarcato su nave San Marco farmaci e materiale sanitario consegnati ad un presidio medico di urgenza. Siamo stati in prima linea anche durante l'alluvione in Emilia-Romagna, con un panificio mobile e attività di volontariato aziendale per aiutare la popolazione. Nell'emergenza Gaza, in sinergia con il Ministero della Difesa e la Marina Militare, abbiamo inviato su nave Vulcano 25 medici e infermieri per assistere i bambini bisognosi di cure insieme ai sanitari delle Forze Armate. Sempre nel 2023 siamo stati ospiti d'onore del presidente Sergio Mattarella a Roma per raccontare il nostro impegno pluriennale nei mari, grazie alla storica sinergia con la Marina Militare. Siamo stati partner umanitario del Giro del Mondo di nave Amerigo Vespucci, durato 2 anni. Il viaggio prosegue nel 2025 con il Tour Mediterraneo, che porta la nave in 17 porti italiani, dove organizziamo laboratori educativi per i bambini ospiti delle case famiglia.
Inoltre, 5 giovani che hanno concluso con successo il programma Borse Blu hanno fatto parte dell'equipaggio per alcune tappe. Da 25 anni, laddove c'è un bambino o una famiglia in difficoltà, noi ci siamo. Grazie di cuore a tutti voi, donatori, volontari, padrini, aziende e amiche. Continuate a starci vicino. Dottoressa Ambrecht, cosa vuole dire? So che si è commossa vedendo questi video, come non commuoversi, lo diceva anche Alberto qui vicino a me, vedere queste situazioni e quanto si può fare se facciamo più squadra, se riusciamo a capire che c'è un unico cielo, non è che ci siano tanti, c'è un unico cielo, ecco, forse non riusciamo a capire questo. Sa dove ho imparato questa frase? Da un bambino di 11 anni, quando i genitori litigavano, il papà e i nonni litigavano perché non sapevano dove seppellire la mamma che era di un altro paese. E il bambino ha guardato queste persone, questi suoi familiari, e ha detto: ma perché litigate? Qualsiasi posto va bene perché c'è un unico cielo. Capisce la sensibilità del bambino rispetto a questa utopia, chiamiamola così, del mondo adulto che non riesce a vedere a un passo dal dito. Prego, dottoressa Ambrecht, complimenti sempre alla Fondazione. Sì, è bellissima questa cosa dell'unico cielo, perché anch'io penso e noi di Fondazione pensiamo che siamo cittadini del mondo, quindi non ci sono differenze, non ci sono confini e quando c'è necessità ci si aiuta e si fa un mutuo soccorso per tutti. Certo, mi emoziona vedere questo video perché è il video che ricorda i nostri 25 anni di attività. Fondazione è operativa in Italia dal 2000, quindi sono 25 anni in cui sono successe tutte queste tantissime cose che il video racconta bene. Io personalmente lavoro in Fondazione da molti anni, quindi queste cose le ho viste tutte, le ho vissute, tutti questi progetti sono di fatto frutto ovviamente del nostro lavoro, ma della collaborazione con tantissime persone, grazie all'aiuto dei volontari, grazie all'aiuto dei tantissimi donatori che ci hanno aiutate, che ci aiutano e che ci permettono di realizzare questi grandissimi progetti, e anche grazie all'ascolto dei bisogni, nel senso che tutto questo accade perché noi pensiamo che i progetti ovviamente non si facciano a tavolino, ma i progetti si fanno a partire dai bisogni, quindi quello che noi facciamo sempre, sia in Italia che nel mondo e nei paesi dove lavoriamo, è farci sentinella dei bisogni, quindi raccogliere bisogni, sulla base di quello costruire un progetto, capire come rispondere e poi trovare, ovviamente fare fundraising e trovare il donatore che ci permette di realizzarlo. Quindi è una catena, è una grossissima rete di persone, non lavoriamo mai da sole, ma lavoriamo sempre in rete e la rete funziona tantissimo, e secondo noi abbiamo notato che comunque in questi ultimi anni c'è forse anche più impegno civile. Ad esempio le aziende sono sempre più presenti, ci sono molte aziende che stanno diventando benefit e che quindi si mettono a disposizione del no profit, del terzo settore, e questo è molto importante. Questo perlomeno avviene nel nostro paese, è più difficile magari nei paesi emergenti, però nel nostro paese avviene, e questo poi ci permette di realizzare tutti questi progetti che avvengono. E quindi insomma l'augurio è che questa rete diventi sempre più forte, coinvolga sempre più le persone e le persone si sentono sempre meno dei singoli individui, ma facenti parte di un unico organismo e corpo a più gambe e più braccia. Così probabilmente si possono forse non vincere le guerre, però perlomeno si può pensare a un mondo più sostenibile e più equilibrato, e dove soprattutto i ragazzi comincino a capire come è necessario comportarsi. Noi crediamo tantissimo nelle nuove generazioni, si è visto nel video, facciamo tantissimi campus di volontariato proprio per trasmettere sempre di più i valori in cui noi crediamo, che sono i valori di NPH, nelle nuove generazioni, perché se i ragazzi fin da giovani, 12-13 anni, ai tempi delle medie, cominciano a vedere l'altro in maniera diversa, sicuramente saranno poi degli adulti sono migliori talmente e emozionata diversi. anch'io, perché tra Alberto, lei, il video che vediamo, che non ricordo più se ho già mandato la pubblicità o se la devo mandare, vediamo la regia cosa mi dice. Pubblicità naturalmente. Alberto Toresan, so che vuoi commentare, vuoi dire qualcosa, poi parleremo anche di questa, visto che la Mirella ha parlato di tecnologia, questi telefonini che di sicuro, come dicevi tu, non è che chiami e il telefonino ti salva la vita. Ecco, cosa vuoi dire Alberto?
E allora, cosa posso dire? Allora, innanzitutto, questo discorso del telefonino lo metto dentro sul programma che facciamo con l'ADOCES di Treviso, che andiamo per le scuole, e il video che avete visto, quello animato con la manina che disegna le cellule, l'uomo, è un video che proponiamo sulle scuole, andiamo sulle quinte superiori dove gli alunni hanno almeno 18 anni, per spiegare l'importanza della donazione e che non costa niente. E c'è un momento in cui parlo io della mia esperienza, dove posso dire che tutti gli alunni in classe stanno molto attenti, perché vado a toccare argomenti che loro non si immaginano che esistono delle situazioni così. E dico sempre a loro una frase: spero che non vi capiti mai una cosa come mi è successo a me, perché dico sempre, il vostro amico telefonino in questi casi non vi aiuta di certo. Non è che potete dirgli: amico, hai la soluzione per farmi guarire. Io faccio il gesto tipo: lo puoi buttare nel cestino, devi essere tu. Nessuno a questo mondo è preparato a quello che ho affrontato io, e mai nessuno ti darà come si dice, un elenco di cose da fare per stare meglio. È solo la tua forza di volontà, e bisogna anche un po' fidarsi delle persone che ti prendono per mano, perché io sono stato preso per mano, no, per modo di dire. Mi hanno messo mano nella mano con infermieri e dottori, dove sono stato anche ore, mi stringevano la mano: dai Alberto che ce la fai. Bisogna fidarsi delle persone. Io ho visto, fortunatamente ho 45 anni, sono nato secondo me negli anni più belli, voglio dire anni 80, 90 così, dove che ho visto da quando sono nato adesso un cambiamento verso una situazione che non mi piace molto, che praticamente ho visto che già prima del Covid siamo diventati una popolazione che guardava più se stessi. Dico sempre come coltivo il mio orticello e io ho fatto il mio. Se di là della rete del mio confinante c'è qualcuno, cioè, come per dire, non mi interessa, guardo il mio, ma non va bene così. E dopo il Covid diciamo che ci ha dato proprio una bastonata. Cioè bisogna aprirsi di più con le persone. Difatti io, se posso, tipo in ospedale, dare una mano, qualche medico mi dice: Alberto, c'è questo paziente che non riusciamo a parlare, io parlo con lui, cerco di dargli una mano, una soluzione. Non è che io posso dirgli fai così e guarisci, dopo è dentro di lui, però quello di spronarlo, di parlare, perché dico anche agli alunni, non tenersi dentro, parlare anche per niente a volte, perché quando io ho fatto i miei 30 giorni di ricovero per il trapianto, al martedì e venerdì io avevo una psicologa che veniva a parlare, perché anche di quello abbiamo bisogno, di sfogarsi. Penso di aver detto a questa psicologa cose che in 20 anni di matrimonio con mia moglie non ho mai detto, ho raccontato di tutto, e mi fa: così bisogna liberarsi, perché dopo accumuli diventa un macigno, non lo togli più e vai in crisi, cioè vai in difficoltà. Bisogna aprirsi di più. E anche questa cosa della dottoressa, bellissimo il video, come ha detto a Mirella, a volte quando vedo questi video di questi bambini che basterebbe pochissimo per farli rendere un po' più felici, mi piacerebbe a volte chiudere gli occhi, riaprirli e dire: ah, era un sogno, ma purtroppo questa è la realtà. Bisogna riuscire a portare questi giovani in questa realtà, sia nella tua che nella nostra, fargli capire che non ci sono solo io, ci sono anche gli altri. Bellissimo, molto toccante quello che hai detto, Alberto, soprattutto perché lo dice uno che ha provato, che ha visto la morte dietro l'angolo, però che ha combattuto, che ha cercato di sfidarla e hai vinto. Il problema è che questi ragazzi stanno sfidando la morte nella maniera sbagliata, sono persone sane, come dicevo io, con una vita davanti, che non riescono a capire, ecco, il motivo. Noi non riusciamo a capire il motivo per questo disprezzo della vita, perché sanno, non possono dire che non sanno. Tu sai che se vai oltre i 100 all'ora, ma anche a 100 all'ora, se non sei attento, veramente il nemico ce l'hai dietro l'angolo. Ecco, questo alzare sempre di più l'asticella, mentre poi vediamo questi bambini del mondo che non hanno neppure l'asticella, non sanno neanche cos'è, vivono di niente, vivono con poco, ecco, e veramente meriterebbero veramente un supporto ulteriore dai grandi della terra. Ecco, come diceva anche Rinaldo prima, si potrebbe aiutare, dottoressa. Ecco, noi dobbiamo cercare di unire le forze, di far capire che il mondo è uno solo, che dobbiamo aiutarci uno con l'altro, come diceva Alberto, perché io ho visto che quando i grandi della terra hanno avuto paura di questa terribile
pandemia che stava veramente coinvolgendo tutto il mondo con morti incredibili, hanno avuto paura di morire, hanno investito sulla ricerca, hanno fatto squadra e allora là i soldi sono arrivati su perché avevano paura di morire, non perché volevano far vivere noi, avevano paura di morire loro, però per vivere bisognava che facessero questo, investire sulla ricerca. Quanto importante è investire sulla ricerca? Ecco, grazie anche a una scienza che abbiamo incredibile, adesso si parla di intelligenza artificiale, ma se adoperata bene è un'ottima arma, il problema è che ci vuole l'etica a fianco di questa parola e forse qua dobbiamo stare attenti perché siamo un paese con i furbi purtroppo e non solo in Italia ma in Europa. Prego, dottoressa. Sì, investire sulla scienza penso che sia fondamentale, penso che sia la chiave del futuro, penso che sia la chiave del futuro non soltanto per vivere di più, che non è questo l'obiettivo, io penso, ma la chiave del futuro per vivere meglio, per vivere più sani, per vivere sempre più in maniera più serena. Basti pensare 100 anni fa, ma anche 50 anni fa, le aspettative di vita in Italia e nel mondo erano molto più basse. 100 anni fa arrivare a 60-70 anni era già un obiettivo, adesso si dice che le nuove generazioni arriveranno tranquillamente ai 100 anni, quindi l'investimento è importantissimo. Certo è che non basta, perché se si investe sulla scienza affinché si possano combattere le malattie, affinché si possa vivere meglio, però poi non c'è una società che accoglie anche le persone che pian piano saranno sempre più anziane anche nella nostra società, allora poi il sistema non regge. Quindi sì, ci deve essere un grosso investimento sulla scienza, ma ci deve essere anche un grosso investimento sul welfare sociale, sulla coesione sociale, e altrimenti è un sistema che non regge. Quindi deve essere anche in questo caso una rete che lavora assieme e non soltanto il mondo degli scienziati e il mondo della scienza. Molto chiara e la ringrazio. Allora io dovevo salutare il professor che purtroppo non è più riuscito a collegarsi, aveva anche dei problemi, perciò ringrazio il professor Giancarlo Blangiardo, lo inviteremo ancora con un altro collegamento, abbiamo parlato, però i numeri li ha dati, avete sentito cosa ha detto in poche parole, è stato chiarissimo. Allora dottoressa, come ci saluta? Ormai il tempo è terminato, cosa vuole dirci, con quale messaggio? Ricordiamo questa data per donare farmacia per i bambini, prego dottoressa. Sì, io ovviamente chiudo con un appello invitando tutti i veneti ad andare in farmacia dal 13 al 20 novembre, lo dico sempre ed è vero anche quest'anno, il Veneto è una delle regioni che maggiormente partecipa a questa iniziativa, dopo la Lombardia, perché ovviamente la Lombardia è la regione dove noi siamo e quindi è più facile, ma il Veneto da sempre partecipa sia in termini di farmacie aderenti, sia in termini di volontari e sia in termini anche di persone che vanno in farmacia, quindi chiedo a tutti di mantenere questo record, di andare in farmacia, acquistare farmaci e prodotti, raccontare questa iniziativa a tante persone in modo tale che siano sempre più le persone che vanno in farmacia e così possiamo aiutare anche quest'anno i 50.000 bambini in tutta Italia che normalmente aiutiamo. E grazie a lei per avermi dato la possibilità di essere oggi con voi. Grazie alla Fondazione Rava, che qui è rappresentata dalla dottoressa Emanuela Ambrecht, grazie, buon lavoro, un grande in bocca al lupo a tutti noi, perché tutti quanti faremo questa raccolta, raccoglieremo questi farmaci da distribuire ai bambini e alle famiglie bisognose. Grazie, grazie. Alberto Torresani rimane con noi, grazie. Pubblicità. Vi presento altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Simone Padoan, esperto in relazioni internazionali, parleremo di dazi, di guerre, di clima. Saluto anche Riccardo Lodi, presidente Soli Italia, progetti ONU internazionali ed europei. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui. È rimasto con noi anche il nostro Alberto Torresan, perché la sensibilità, la paura, la malattia fanno sempre bene, anche i ricchi magari dovrebbero provare cosa vuol dire veramente fare la chemioterapia mesi e mesi all'interno di una stanza di un ospedale, vedere la morte dietro di te, però cercare di vincere, di combattere, vero Alberto? Sì. Ecco, e poi vedere queste persone che basta che schiacciano un bottone e saltano per aria agli ospedali. Ecco, gli ospedali, e là diciamo tutto. Allora, sentiamo Simone Padoan, allora cosa ci racconta questa mattina, cosa vuole dirci di queste relazioni internazionali? Vediamo Trump da una parte all'altra, non riusciamo neanche più a capire cosa sta facendo, perché proprio ci gira la testa, prego. Sì, la notizia del giorno è che Trump ha raggiunto un accordo verbale non firmato con la Cina sui dazi
all'interno di un viaggio in Asia di diversi giorni, su cui ci sono stati diversi incontri in una pluralità di paesi. E il perché e il per come sta facendo questo viaggio dipende dalle sue stesse politiche, da quello che ha combinato da quando ha iniziato il suo mandato. Occhi puntati poi anche sugli appuntamenti del prossimo mese, perché ci sarà la conferenza delle parti sul cambiamento climatico a Belém in Amazzonia. Sarà un appuntamento estremamente importante, sono i 10 anni dell'accordo di Parigi, ma sarà importante anche per quelli che sono i pesi diplomatici dei vari blocchi del paese, su cui il tema climatico sta cominciando a pesare anche in termini di conflitti armati. E poi anche Ucraina, sempre il mese prossimo ci sarà Rebuild Ucraina, che è questo grande evento nazionale che verrà fatto a Varsavia in Polonia sulla ricostruzione dell'Ucraina, a cui l'Italia sarà presente sia dal punto di vista politico che dal punto di vista imprenditoriale. Sono un po' temi che sono focus in questo momento, che sono all'attenzione un po'... però che ci riguardano. Che ci riguardano direttamente, perché parlano del nostro futuro immediato. Allora sentiamo anche cosa ci racconta il Presidente Riccardo Lodi, Sole Italia. Prego Presidente. Buongiorno, allora io sulla politica internazionale nulla da dire perché non me ne intendo, ho le mie opinioni chiaramente ma non entro nel merito. Quello che posso dire è che io, occupandomi soprattutto di prevenzione e soprattutto di giovani, ecco, le parole del professor Padoan prima mi fanno riflettere sul fatto che noi abbiamo sempre bisogno di controllare, di capire come andranno le cose. Oggi con tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo siamo bombardati dalle notizie che arrivano da ogni parte del mondo, molte preoccupanti, e questo fa sì che molto spesso, soprattutto nella mente dei giovani, si ponga davanti un futuro che non è affatto roseo. In realtà, se ci pensiamo bene, poi arrivo a ciò che faccio, se ci pensiamo bene non è che prima il mondo fosse migliore, più bello o altro, semplicemente tante notizie non ci arrivavano. Parlo di guerre, parlo di carestie, purtroppo ci sono sempre state. C'è anche da dire che probabilmente il mondo oggi è meglio di come fosse 50 anni fa, anzi sicuramente meglio di come fosse 50 anni fa, per le persone che sono in povertà. Oggi ritengo siano più o meno intorno agli 800 milioni su 8 miliardi. Nel 1950, se ben ricordo, gli abitanti della Terra erano circa 3 miliardi e mezzo e di questi 1 miliardo viveva sotto la soglia di povertà. L'aspettativa di vita si è allungata. La tecnologia ci aiuta anche a sviluppare progetti scientifici che hanno un impatto anche nell'immediato sulle persone. Questi impatti ci spaventano perché sono nati i social e oddio chissà che cosa succederà ai nostri giovani. Adesso c'è l'intelligenza artificiale e anche lì ci poniamo continuamente dei problemi. Ecco, e vengo al punto. Per questo quello che cerchiamo di sviluppare noi di Sole Italia in collaborazione soprattutto con le istituzioni internazionali sono dei programmi di, si dice, prevenzione, cioè praticamente di empowerment dei giovani che possono riuscire ad affrontare il futuro con resilienza, sapendo che poi fondamentalmente noi il nostro futuro non lo conosciamo, quindi va costruito giorno per giorno. E questa cosa va fatta attraverso dei programmi che abbiano delle evidenze scientifiche, non fatti secondo quelle che sono le nostre opinioni, che chiaramente cambiano di persona in persona. Abbiamo cercato quest'anno, abbiamo fatto la prima edizione di una manifestazione che si chiama Prevento sull'Italia insieme al CDV di Parma, che vuole essere proprio uno strumento per coinvolgere i giovani nella costruzione di un benessere presente e futuro e anche rendere edotti gli adulti che il nostro ruolo è fondamentale in questo. Moltissima parte delle informazioni che i giovani ricevono oggi riguarda il fatto che non c'è futuro, riguarda il fatto che il mondo sta andando a gambe all'aria per quel che riguarda il discorso climatico, le guerre, le incertezze, ma in realtà, ribadisco, dobbiamo anche trasmettere ai giovani il fatto che loro abbiano la possibilità di costruire il futuro, e non è detto che sia peggiore di quanto non sia oggi, con tutti i problemi che ci sono, per carità, non mi voglio nascondere dietro un dito. E quindi credo sia importante il fatto che oggi le tecnologie ci permettono, per esempio, di fare progetti internazionali senza muoversi da casa, fondamentalmente. Presidente, è vero quello che dice?
Però è anche vero che questi giovani hanno bisogno di essere intrigati, loro vogliono essere dei protagonisti e non mi sembra che ci sia questa volontà di farlo. E mi sembra anzi che nonostante si portano avanti dei progetti, come dice lei, molto importanti, perché abbiamo capito che loro vogliono essere intrigati, non c'è niente da fare, loro vogliono vivere la situazione anche sbagliando magari, ma vogliono viverla con quello che sanno fare. Il problema è che non ce lo lasciano fare il professore. Io capisco che giustamente lei dice stiamo portando avanti progetti, ma dovremmo portare avanti tanti progetti che non vengono presi in considerazione proprio per intrigare questi ragazzi. Perché vedi, io sono convinta, Presidente, che di fondo ci sia un business infernale. Quello che fa business e dà visibilità al politico di turno, al politico che veramente si occupa anche del sociale, pensiamo ai fondi del PNRR, erano nati specialmente per il terzo settore, abbiamo visto la fine che hanno fatto, questa è la verità, perciò qualcuno ha voluto deviare questi soldi che dovevano essere stati soprattutto per il terzo settore. Dimmi, soprattutto Alberto Torresan, cosa ne pensi tu di questi giovani? Tu l'hai spiegato prima, tu mi dicevi prima, dobbiamo dare forza a questi giovani, dobbiamo credere in loro, lasciarli anche sbagliare, ma impegnarli. Prego Alberto. Sì, è giusto fargli provare, però bisogna anche fargli capire che dagli errori si può anche imparare. È un po' difficile entrare nella mente di questi giovani, perché ad esempio adesso vanno a scuola fino ai 18 anni, se non mi sbaglio, fino alla quinta superiore, tipo gli anni miei, se andava fino alla terza media, i genitori dicevano o lavoro o scuola, io ho cominciato subito a lavorare. E penso che le cose fondamentali nella vita sono, per ottenere il successo, diciamo tra virgolette, è fatica, sudore e costanza. I giovani d'oggi, secondo me, sono un po' messi dentro una campana di vetro, sembrano che siano intoccabili. Dopo non so se è il genitore, diciamo che comunque è il sistema che ha portato questi giovani a diventare così. E tutto è servito, ma nella vita non è così, cioè tutto è dovuto. Bisogna anche conquistarsi le cose, cioè bisogna far fatica. Io so che nella mia esperienza le cose più belle che ho ottenuto è facendo fatica, perché so che chi è che non vorrebbe avere soldi facili, fatica zero e mani pulite, cioè nel senso che a volte le mani, la realtà è così ragazzi, anche in ospedale per lottare il mio scopo è quello di sopravvivere, bisogna sudare, bisogna star male, si sta più male che bene, però dal male impari anche qualcosa di buono, anche se che tra virgolette non ha senso, però nel male io ho imparato tante cose, ho ascoltato tante storie dei miei pazienti, come ti ho detto prima Mirella, che ne ho persi tanti e da loro qualcosa ho imparato e ho raccolto tutto quello che era possibile per ottenere il risultato di adesso, che è quello di essere guarito, che come ho detto prima 1 su 100.000. Ce la fa come la canzone. Esatto. Allora sentiamo cosa ne pensa Simone Padoan di questo mondo giovane, di questa migrazione che abbiamo dei giovani che non riescono ad avere soddisfazione qui nel loro paese dopo tanti studi che poi noi paghiamo poi oltretutto. Ecco, si vedono costretti ad andare all'estero perché i conti non tornano, non c'è niente da fare. Loro giustamente dicono io ho studiato una preparazione e siccome non sono più i giovani di una volta che si accontentavano di niente, questi giovani invece dicono no, io voglio vedere fin dove posso arrivare e provo questa strada che è l'estero. Prego Padoan. Ma purtroppo stiamo parlando di questo tipo di giovane che è una minoranza netta nella fetta dei giovani, nel senso che la maggior parte dei giovani non arrivano ad avere quella scolarità in Italia, si fermano prima e quindi quelli che hanno un'ambizione per avere un'elevazione della loro vita, quindi della loro capacità lavorativa, poi si rivolgono all'estero perché in alcuni settori all'estero permettono loro di avviare una carriera più velocemente che in Italia. L'Italia ha una difficoltà non tanto nell'accogliere i giovani quanto piuttosto nello sviluppare determinati tipi di posti di lavoro. Non ne abbiamo abbastanza. E perché questo dipende da una serie di politiche di investimento che si sono portate nel corso dei decenni.
E poi c'è un atteggiamento anche di mentalità, perché c'è una certa conservazione dello status quo anche dal punto di vista di chi vuole gestirsi il proprio lavoro, il proprio dipartimento, la propria struttura, la propria organizzazione. C'è un po' un gioco del potere su cui i giovani sono penalizzati da questo punto di vista. Molto penalizzati. Però il problema grosso è che in realtà la maggior parte dei giovani non arrivano ad avere quello standard là, si ritirano dagli studi prima. Si accennava prima al fatto che la scolarità è stata portata fino ai 18 anni, non è stata portata ai 18 anni perché volevamo fare un asilo prolungato, è stata portata ai 18 anni perché dal 1980 ad oggi il mondo è diventato estremamente più complesso. Se non studi, se non sai di che cosa stai parlando, parli a vanvera. Per cui tu ti approcci al mondo senza sapere che cosa stai facendo. Abbiamo Leone da Trebasele che poi continuiamo, vai Leone. Ciao, mille grazie e saluti i tuoi ospiti. Allora, ci sono giovani e giovani. Sono giovani viziati e giovani invece che non sono viziati. Comunque io ho una giovane che amo immensamente, che io penso che si meriti tutto il rispetto e l'amore possibile, che è Greta Thunberg. Per me, guarda, quando era nella flottiglia che stava andando verso Israele, gli hanno chiesto: non hai paura di Israele? E lei ha detto: no, non ho paura di Israele. Quello che mi fa paura è un mondo senza un minimo di umanità. E questo purtroppo è quello che abbiamo in questo mondo. Sempre meno umanità, sempre meno rispetto per gli altri. Per quanto riguarda il clima, quest'anno abbiamo avuto incendi come mai nella storia in Europa. E il problema è che noi non facciamo abbastanza per prevenire questi incendi. E questi incendi non solo provocano un immenso inquinamento, ma fanno anche che c'è meno possibilità di disinquinare quello che c'è nel mondo. E il pianeta si sta scaldando e l'acqua dei mari si sta alzando e non mi sembra che ci sia qualcuno che fa abbastanza per questo. Allora io ho proposto di dissalare l'acqua del mare e di portare acqua a tutti. Questo è per me la soluzione per non andare sott'acqua. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, grazie Leone, è giusto ascoltare anche le persone che vogliono dire qualcosa, ecco, che portano anche dei fatti concreti, dopo ognuno può vederla come vuole, però c'è questa voglia di dire possiamo farcela, impegniamo le nostre risorse. Il problema è, come Presidente Lodi, come diceva anche il nostro Alberto, capire come aiutare questi giovani, come supportarli. Ecco, io parlo sempre del mio territorio, io ad esempio vivo a Treviso, Lodi, dove c'è l'università, abbiamo 2 aeroporti, abbiamo un ippodromo e non abbiamo un ostello. Cioè, avete capito come funziona? E questo ragazzo che non riesce a trovare un appartamento, gli affitti sono schizzati in maniera incredibile, è una cosa vergognosa. Pensi che io ieri ho proprio raccontato di un disabile, di un diversamente agile come lo chiamo io, ma forte, senza gambe, senza mani, gli hanno dato un appartamento, gli hanno assegnato un appartamento che lui ha detto meglio se dormo in camper, almeno vedo le stelle, non riesce neppure a muoversi. 350 euro di affitto ed è un ente benefico. Capisci che i giovani capiscono questo, capiscono che loro sono molto penalizzati, perché se non hanno la famiglia che li supporta economicamente, facile dire studia, proviamo a vedere cosa costa lo studio. Laudi, cosa si può fare per far capire alla politica, invece, come dice Alberto, che bisogna investire sui giovani, sono il nostro futuro, sono loro il futuro, e gli esempi positivi, che piaccia o non piaccia, sono loro che stanno cercando di darli, sono loro che scendono nelle piazze per l'ambiente, per il clima, per tutto, anche per salvare i diversamente giovani che magari li criticano. Io non vedo altri nelle piazze, eppure loro lo stanno facendo e sono anche ottimisti. Una ragazza studentessa mi ha detto: Lodi, vedrai Mirella, un passetto a volta, ma ce la faremo. Prego, Presidente Lodi.
Ma allora, vabbè, non mi piace mai generalizzare. Certo è che le cose che ha detto lei in questo momento, le cose che ha detto prima il professor Padoan, riportano alla necessità di adulti autorevoli. Fondamentalmente il problema grosso è questo qua. Da un certo punto di vista si può comprendere il nostro brancolare nel buio, nel senso il mondo sta cambiando in una maniera così rapida che noi delle volte rimaniamo fermi e cerchiamo di chiuderci nei nostri spazi e cerchiamo di chiudere i nostri giovani nei nostri spazi per evitare che possano correre dei pericoli. È dimostrato che c'è stata in questi ultimi anni un'adultizzazione dei piccoli, dei bambini, cioè a 5 anni ti do le chiavi di casa, la carta di credito, vai a fare la spesa, così. Poi nel momento in cui diventa adolescente e comincia a rispondere male, a non ascoltare più i consigli del genitore, allora però il mondo è pieno di pericoli, è meglio che tu stia in casa, c'hai il tuo computer, stai qui che così sei al sicuro. Questo è un fattore, sto banalizzando, mi rendo conto. L'altro fattore è dato dal fatto che ci sono sempre meno figli e quei pochi diventano sempre più preziosi. Un conto erano le famiglie dei nostri nonni che avevano 7, 8, 10 figli, che fra parentesi, parlando di quanto fosse bello il mondo prima, i figli si facevano perché servivano per lavorare, non è che si facessero perché uno volesse tirare su una generazione di persone consapevoli, c'era necessità per lavorare la terra e fino al secondo dopoguerra i figli venivano anche venduti per riuscire a sopravvivere, non dimentichiamoci mai queste cose. Mancano adulti autorevoli, mancano adulti che siano in grado di dettare le linee guida a questi giovani. Ha ragione il professor Padoan quando cita il fatto che ci sono pochi laureati in Italia, ci sono addirittura pochi diplomati in Italia. Questo è il sistema paese, ma il sistema paese non è la politica è un pezzo del sistema paese. Siamo tutti noi adulti, che siamo adulti di riferimento nei confronti dei giovani, che ci dobbiamo muovere da questo punto di vista, però facciamo fatica, perché stiamo bene nel nostro status quo. Sappiamo, credo tutti, almeno le persone più consapevoli sanno che i nostri figli sono la prima generazione dal secondo dopoguerra che starà peggio di noi, perché la matematica non è un'opinione, purtroppo questo è il mondo economicamente che si prospetta a loro, parlo dell'Italia soprattutto. Infatti l'aveva detto anche il professor Gianbrando prima, devo correre se no non ce la faccio a sentire tutti gli ospiti. Simone Padoan, parliamo un po' di geopolitica adesso. Ecco, una cosa importante che ha detto il presidente Lodi, ha detto una volta si vendevano i figli, ma in certe parti del mondo si fa ancora questo, cioè non è cambiato il mondo si è spostato da un'altra parte, però le stesse cose che si facevano qua, ecco, si fanno da altre parti. Poco rispetto per la vita, specialmente della persona femminile, questa donna che sta patendo le pene dell'inferno, ecco, specialmente su questi popoli e su questi reami che sono di un maschilismo unico e dove l'uomo domina in maniera incredibile, il patriarcato e tutto altro. Però noi dobbiamo anche guardare con altri occhi se vogliamo aprirci, non chiuderci. Prima Alberto ha detto una cosa molto bella, la pandemia ha fatto capire quanto brutto è chiudere, ecco, non uscire, non poter più respirare, gente che faceva le code al supermercato pur di rimanere fuori all'aperto un pochino di più. E invece noi ci stiamo chiudendo, abbiamo paura di tutto, veramente siamo terrorizzati di qualsiasi cosa, perché i messaggi negativi sono sempre quelli, sempre più potenti, mentre di far passare i messaggi positivi. Ecco, si va poco a scuola, ma chi è che cerca di aiutare una scuola che deve anche cambiare, di essere più all'avanguardia, di intrigare di più? Prego Padoan. Sono tanti argomenti tutti insieme e partiamo da una visione planetaria. Da quando nel 2015 è stata varata l'Agenda 2030, il mondo si misura sui temi della sostenibilità, che sono società, economia e ambiente.
Tra gli obiettivi di sviluppo c'è anche quello, diciamo, della parità di genere, c'è quello dell'avanzamento sociale, e quindi tutti i 193 paesi che fanno parte dell'ONU e che hanno approvato l'Agenda 2030 si misurano su questi elementi. E abbiamo scoperto che il mondo rispetto al dopoguerra della seconda guerra mondiale è oggettivamente progredito. Esistono due aree del mondo che sono ancora estremamente problematiche, che una è quella dell'Asia meridionale, e quindi stiamo parlando di paesi come l'Afghanistan, ma non solo l'Afghanistan, stiamo parlando anche di paesi che sono quasi a confine con l'Asia del sud-est asiatico, quindi stiamo parlando ad esempio del Bangladesh, e l'Africa subsahariana. In questi paesi c'è ancora una grandissima disparità di genere e ancora una incapacità di strutturare la società, vuoi perché c'è una dominazione dell'uomo sulla donna, vuoi perché c'è una dominazione di pochi su tanti, dittature, signori della guerra, grossi interessi economici trasversali che sconquassano la capacità di creare ordine nella società. In altre zone del mondo invece c'è stata una rapida e forte accelerazione chiamiamolo progresso, e se guardiamo per esempio il sud-est asiatico, con tutte le contraddizioni che ha in questo momento, è sicuramente l'esempio dell'area che ce l'ha fatta, perché è passata da essere peggio del terzo mondo ad essere uno dei motori trainanti dell'economia mondiale. Nonostante il fatto, per esempio, tra Thailandia e Cambogia ci siano stati anche degli attriti di frontiera con una guerra che è durata qualche settimana, ma è stata una guerra, diciamo, che è nata all'interno di una serie di meccanismi regionali e locali, nonostante il fatto ci sia un'organizzazione, l'ASEAN, che poi mette insieme questi paesi e che gli dia una visione, diciamo, di realizzazione di infrastrutture comuni per elevare la qualità della vita delle persone all'interno dei loro confini. Quindi c'è anche un maggior dialogo rispetto ad un tempo. Negli anni 70 c'erano tante guerre regionali, oggi le guerre regionali sono di meno rispetto a quelle degli anni 70, ce ne sono ancora, c'è più spazio per il dialogo. I messaggi negativi arrivano per due motivi. Uno, perché la questione climatica è oggettiva, è vera, è provata. Ci hanno detto che avevamo il tumore, siamo rimasti scioccati da questa comunicazione. La prima cosa che tu fai è di essere incredulo e vai a chiedere l'opinione di un altro dottore. Siamo nella situazione in cui abbiamo chiesto l'opinione a 100 dottori, 97 ci hanno detto che abbiamo un tumore che è curabile, ma bisogna fare una terapia importante, 2 ci hanno detto che il tumore c'è e non ce lo possiamo curare, e 1 ha detto che non esiste il tumore, no? Quindi, diciamo, tendenzialmente crediamo ai 97 dottori che ci hanno detto che dobbiamo fare la cura. La cura va fatta perché sta cominciando a essere tardi, e quindi di fatto c'è un'imposizione su cui si sta verificando una problematica di carattere geopolitico, perché chi subisce di più il cambiamento climatico sono i paesi del sud del mondo, che sono raggruppati in un format che si chiama G77. Il G77 sta cominciando ad avere una voce di rappresentanza non soltanto autonoma, ma anche all'interno dei cosiddetti BRICS, e infatti quello che succederà il mese prossimo alla conferenza delle parti sul cambiamento climatico, si consumerà una contrapposizione politica tra i paesi BRICS e il G77, che chiedono più impegno ai paesi industrializzati, e dall'altra parte ci troviamo i paesi industrializzati che sarebbero rappresentati da un G7, in cui gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo di Parigi sul clima, e l'Europa invece sta scricchiolando perché i paesi dell'Unione Europea stanno chiedendo una revisione del Green Deal. A torto, a ragione, bisogna entrare nel merito del Green Deal perché è un animale un po' particolare, però sostanzialmente ci troviamo ai nostri delegati che vanno alla conferenza avendo difficoltà a giustificare determinate cose. Quello che si sta assistendo è un riposizionamento dei blocchi mondiali in maniera tale che alcuni paesi come la Cina e il Brasile stanno assumendo una rilevanza politica internazionale, non soltanto economica, che prima non avevano, e questo sta cambiando le carte in tavola. Però, dottor Padoan, quello che emerge è che Trump sta colpendo anche le fasce importanti che sono le università.
queste università, fiore all'occhiello americano, democrazia fiore all'occhiello, che sta vacillando. L'America se ne sta accorgendo, gli americani se ne stanno accorgendo, però lui continua a girare, mattino si alza con un'idea, il pomeriggio l'ha già cambiata, sera non ne parliamo, fai fatica a capire dove andrà a parare e intanto le guerre continuano, i morti continuano, abbiamo visto anche a Gaza cosa sta succedendo, sembrava un accordo fatto, vediamo in Ucraina e vediamo come risponde Putin con questo missile nucleare subacqueo, perciò a casa noi pensiamo che la pace fa fatica ad arrivare, ma non sono i popoli che non vogliono la pace, sono queste persone che hanno deciso di essere i più potenti del mondo, che non moriranno mai, che saranno invincibili, che sono i più forti, perché qua si parla di armi. Hanno fatto la fame diventare un'arma, anche la fame è diventata un'arma. Quello che noi vediamo è che muoiono di fame, però le armi le hanno dappertutto, in qualsiasi posto tu vai nel mondo, sperduto, lontano, dove ci sono le guerre, le armi arrivano. Però c'è qualcosa che non torna. Chi è che produce le armi? Siamo anche noi. Ma nessuno mai lo dice. No. Allora. C'è qualcosa che non torna, vuol dire che mi ricordo su una telefonata che ho ricevuto che hanno detto vogliono decimare il mondo, hanno deciso di togliere una parte di persone perché siamo in troppi e là stanno colpendo. È vero questa, perché fa molto pensare tutte quei milioni e milioni di persone morte, ma cosa sta succedendo? Allora, cominciamo col dire che nonostante tutte le problematiche che ci possono essere di sostenibilità, il pianeta in questo momento è perfettamente in grado di dare risorse per tutti. Bisogna saperle utilizzare, bisogna anche capire che ovviamente abbiamo delle risorse che sono esauribili e quindi bisogna puntare su risorse che possono essere rinnovate, non soltanto dal punto di vista dell'energia, ma anche dal punto di vista delle materie prime. Tutto il tema dell'economia circolare punta esattamente a questo, sono modelli pratici, non teorici, non sono fantasie, sono cose pratiche che ci servono per poter recuperare materie prime e avere risorse per tutti. Quello che succede è che ci sono delle zone del mondo in cui c'è un dibattito democratico su cui i modelli poi possono essere applicati perché c'è una condivisione della collettività e zone del mondo in cui questa condivisione non c'è e c'è chi semplicemente decide di mantenere un potere per se stesso. Ci sono anche zone del mondo come la Russia che hanno vissuto dei momenti altalenanti nella loro storia perché sono passati ad un regime sovietico che aveva i suoi pro e i suoi contro con dei contro molto importanti, ad un periodo in cui ha cercato di iperliberalizzare la propria economia che però ha avuto un processo troppo veloce, troppo violento e c'è stato un periodo in cui si è rischiata un'anarchia all'interno dell'ex blocco sovietico e all'interno della stessa federazione russa, a cui ha risposto l'emergenza di un politico che è riuscito a mettere ordine, che è Putin. Il problema della Russia è che poi Putin è rimasto talmente al potere che oggi ci sono degli ultra ventenni, delle persone che hanno tra i 20 e i 30 anni che non hanno mai visto nessun altro che fosse al potere se non Putin. Quindi il loro concetto è che Putin è fondamentalmente un re all'interno del loro territorio. Il problema per Putin è che la Russia non è la Cina è un paese enorme, con una partecipazione popolare molto importante, con un organo dello Stato, perché il Partito Comunista è un organo dello Stato, è come se fosse una sorta di mega Parlamento, con 90 milioni di iscritti, 90 milioni alla popolazione della Germania, tanto per capire. I Quindi numeri. in Cina c'è un meccanismo di organizzazione del potere molto rigido, ma c'è anche molta partecipazione popolare, cosa che non c'è in Russia. E la Russia era scomparsa per più di 20 anni dalla geografia economica e politica mondiale, quindi un grosso problema per il potere russo, quindi la necessità di controbilanciare una perdita di potere territoriale e politico. Non facile da fare. Non facile da fare. L'hanno risolta in questo modo, per noi assolutamente discutibile, per loro evidentemente non discutibile. La contrapposizione dei paesi europei assieme agli Stati Uniti, quindi la contrapposizione fondamentalmente della NATO, ha avuto l'obiettivo di non far perdere la Russia ma non farla vincere, cioè di bloccare una situazione in maniera tale da costituire uno status quo difendibile.
La debolezza che si è insinuata con l'amministrazione Trump è stata quella sostanzialmente che per cercare di blandire Putin gli sono state date delle concessioni, ma lui ne ha approfittato senza dare niente in cambio. Per cui più conquista territoriale, più volontà di continuare il conflitto. Quindi noi ci troviamo in un momento in cui dobbiamo capire che tipo di forma negoziale vogliamo mettere. Purtroppo in questa forma negoziale le armi sono importanti. Le armi sono importanti. Allora sentiamo Alberto, tu che senti questi discorsi, tu che invece hai toccato con mano quello che è la vera grande gioia della vita, che è la vita, capire che da un momento all'altro la puoi perdere e sentire che veramente invece di investire su quello che serve nel mondo, abbiamo sentito prima la dottoressa Ambre che ha detto una medicina democratica per tutti, pensano invece a queste armi. Avete visto cosa ha fatto vedere Putin ieri, questo missile terribile? Cosa diresti se li avessi di fronte, tu che invece hai visto il nemico che è la morte dietro l'angolo? Sarebbe troppo facile dire di prendere queste persone e portarle anche per un paio d'ore sui reparti dove siamo noi e fargli capire la vita che è fondamentale, però non si può fare una cosa del genere. So che parlo nell'ambito ospedaliero che ogni problema secondo me c'è sempre una soluzione, c'è il problema che puoi risolvere in pochi giorni, c'è un problema come questo che parlavamo adesso che ci vuole molto tempo, perché se uno avesse la bacchetta magica, ma per fortuna non esiste, perché sennò bisognerebbe vedere anche come la usa, perché a questo punto hai capito. E che bisogna anche avere fiducia, come dico anche alle persone, bisogna avere pazienza, perché se diciamo subito vabbè lasciamo stare, ma non va bene, bisogna continuare a lottare per ogni scopo. Come dico sempre anche ai pazienti a scuola, dare un senso alla vita è quello di avere dei progetti, avere un obiettivo. Come a volte dico anche ai giovani, alla mattina prova a farti il letto, voglio dire, da solo. Che almeno dici, oggi ho già fatto una cosa, un piccolo obiettivo l'ho raggiunto, poi ho altre 24 ore sul giorno per fare altre cose. La vita secondo me deve essere fatta di obiettivi, belli, anche brutti a volte, perché a volte si può ricavare anche dalle cose brutte, però avere un obiettivo, avere uno scopo, perché rilassarsi a volte a casa io sono uno che ho sempre lavorato, ho sempre fatto sto sempre immaginando cose nuove, lavoretti, faccio di tutto, tengo sempre la mente occupata anche perché questo mi aiuta a superare anche dei momenti che ho avuto difficili mentre ero in ospedale, perché mi dicono sempre che la testa è il 90% della guarigione, il 10% io penso che il 10% è la fortuna, perché oltre alla sfortuna avere avuto quello che ho io ci vuole anche la fortuna per uscire da queste cose, e la fortuna non so neanche io se la cerchi, ti arriva, però se già parti con il passo giusto, con la testa giusta, no, me ne vado quando lo decido io, no quando decide la malattia, e lotterò fino a quando l'ultima goccia di sudore. Sentiamo come il presidente Riccardo Lodi interpreta le parole di Alberto Torresani, di quello che ha detto anche il dottor Padoan. Prego Lodi. No, allora quello che ha detto prima condivido, nel senso bisogna avere fiducia comunque, anche perché banalmente non conosciamo il futuro, quindi dobbiamo cercare di investire. Questo credo che sia fondamentale per chiunque, soprattutto per i giovani. Per quel che riguarda le parole del professor Padoan prima, mi veniva in mente, lo ha parlato di Cina, mi viene in mente il fatto che per esempio uno dei progetti che noi abbiamo portato in Italia è stato adottato anche in Cina, dove nel momento in cui il governo lo ha adottato, lo ha portato credo in 4 province, adesso non so quante famiglie siano state coinvolte, ma si parla di centinaia di migliaia di famiglie. Qui in Italia per esempio è faticoso coinvolgere le famiglie, quindi è sempre complicato accusare la politica di fare qualcosa contro. Se non c'è interesse verso qualcosa che può fare del bene, difficilmente poi la politica ci investe, cioè è un cane che si morde la coda. Quindi secondo me è fondamentale anche il processo bottom up, cioè se dal basso si comincia a fare richiesta di cose per noi che siano positive per noi, per esempio gli investimenti sulla scuola. Se non si investe sulla scuola non è solo colpa della politica, interessa poco alla politica, ma interessa poco anche a una fetta della popolazione.
il 37% dell'italiano adulto è analfabeto funzionale, non possiamo pensare che per lui l'investimento scolastico sia fondamentale. Quindi è importante il fatto di capire che ci sono delle azioni che si possono fare per migliorare la qualità di vita di giovani adulti, e questo può anche far sì che arriviamo al discorso dell'ottimismo, cioè questo ci può aiutare anche a progettare, pensare a cose da realizzare nel futuro che possano essere utili e buone per noi e per tutti gli altri. Non mi sento di aggiungere altro. Questo è anche il motivo per il quale con il CDD di Parma abbiamo organizzato questa prima edizione di Prevento per comunicare questi progetti, per comunicare la prevenzione come empowerment, e intendiamo andare avanti nella promozione di questo tipo di manifestazione, coinvolgendo tra l'altro i giovani, che sono parte fondamentale, perché è vero, sono il futuro, ma il futuro comincia oggi. Ma non è, Presidente, lo chiedo anche a Padoan e cosa ne pensa anche Alberto Tolesan, che forse possiamo dare qualcosa in più a questi giovani per intrigarli, che magari anche il voto ai 17enni, come lo fanno poi in altri paesi europei, visto che gli diamo anche il patentino, perché non iniziare a dare anche questa possibilità di vedere cosa ci dicono questi giovani, ecco, cosa vorrebbero, perché quando mi dicono non sono preparati la mia risposta è sempre la stessa, perché il 40enne, il 50enne è preparato, il 60enne è al voto, cioè cercare anche di cambiare le regole del gioco. E io penso, Padovan, forse sbaglio, che hanno paura dei giovani, perché non voglio, per questo a mio avviso non vogliono dare il voto ai giovani, perché è un voto che può far paura alla politica. Cosa ne pensa Padovan? Una domanda da 1 milione di euro. La mia opinione personale è che lo stesso esercizio del voto è un esercizio che viene spesso invocato a vanvera. La democrazia non si misura solo e esclusivamente sul voto, perché cosa voti? Chi ha determinato l'ordine del giorno per cui tu vai a votare? Chi ha determinato l'ordine del giorno dell'indirizzo politico? Chi ha determinato il dialogo? Quindi prima di andare a votare bisogna dialogare in maniera informata e bisogna che ci sia un dibattito condiviso, una partecipazione collettiva. Poi puoi andare a votare, perché nel momento in cui tu esprimi il voto, le più grandi dittature si sono espresse tramite plebiscito ed espresso tramite voto. Il voto non è garanzia di democrazia e non è garanzia di partecipazione. Anzi, il voto può essere usato contro la democrazia e contro la partecipazione. Quindi prima di partire con il gesto del voto, che è determinante perché è determinante nell'ambito di uno Stato di diritto, bisogna riuscire ad avere delle persone che sono in grado di dialogare e bisogna avere le strutture che ti permettono di dialogare. Quindi la partecipazione informata dei giovani è una necessità. Prima che di avere paura del voto, bisogna avere paura del non portare questi giovani a capire come è fatto il mondo. Bisogna coinvolgerli, bisogna renderli responsabili di quelle che sono le loro scelte e non tutelati all'interno della campana di vetro. E questo è il difetto anche di quella che è la mia generazione, la generazione precedente, che ci siamo trovati in un mondo di transizione in cui speravamo che le cose andassero meglio. Io ho finito la scuola che stava cadendo il muro di Berlino, no? Voglio dire, e abbiamo iniziato a parlare di villaggio globale. La globalizzazione per noi era il villaggio globale. Finalmente insieme possiamo crescere insieme. E siamo andati avanti per decenni a raccontarci questa storia per poi svegliarci 5 anni fa, 7 anni fa, dicendo ci sta crollando tutto intorno. Ed è per questo che noi trasmettiamo questo tipo di visione negativa anche nei confronti dei giovani. Nel nostro vedere le cose tutte dorate, questo mondo che si può creare bello e meraviglioso insieme, ha detto dimentichiamoci delle cose brutte, pensiamoci soltanto alle cose belle, no? E pensare alle cose belle vuol dire deresponsabilizzare le generazioni che vengono dopo. Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Ciao Miele, grazie. Mi allaccio a quanto ha detto appena adesso il tuo ospite. Vado velocissimo. La democrazia come forma di governo della società è una caratteristica dell'Europa. Non a caso oggi le democrazie, quelle vere, esiste in Europa e nei territori che ci sta colonie europee, ma in particolare colonia dell'Inghilterra, che era in Europa sta la prima democrazia, cioè Canada, America, Australia e Nuova Zelanda. L'unica vera eccezione in cui c'è un popolo
che non sta né europeo né colonizzato, nella quale che sia una democrazia abbastanza accettabile, è il Giappone. Ma i giapponesi è una popolazione civile e colta da fare quasi invidia. Mi sono molto perplesso sulla democrazia, per esempio in India. Andrei a vedere appunto la partecipazione, come diceva poco fa il tuo ospite. Ecco, come dire, per me è sbagliato criticare per esempio il popolo russo, dire in Russia non è democrazia. Ma questi poveri russi che hanno passato dei secoli sotto lo zar, come servi della gleba, dopo che ha fatto la rivoluzione comunista è difficile dire che con Stalin è arrivata la democrazia. Adesso con Putin è la prosecuzione di una storia secolare di un popolo che non ha mai conosciuto democrazia. È impossibile criticare il popolo russo perché non ha democrazia. Un discorso uguale è per la Cina. Cioè l'Europa deve difendere a spada tratta la sua caratteristica, ma deve migliorare intanto se stessa. Infatti quello che diceva il tuo ospite, non basta andare a votare, la democrazia è partecipazione, come diceva Gaber, deve difendere a spada tratta la sua caratteristica, ma deve anche essere realistica. Per esempio, e chiudo, dite parlavi di Trump in università via parlando, che sta 2 settimane fa più o meno delle manifestazioni grandi in America contro il re Trump. Ha partecipato 7 milioni di americani, un bel numero, ma 7 milioni rispetto alla popolazione americana è il 2%. Cioè se una popolazione è a favore o è contro il governo e chi lo presiede, se vede dalle elezioni, non dal fatto che la CGIL o 7 milioni di americani va in piazza, quello come dire, corrisponde a una rappresentazione di una parte anche importante della società, ma non va perché la maggior parte degli americani poco tempo fa ha votato a stragrande maggioranza per Trump. Cioè la democrazia è molto delicata e va danneggiata anche dal fatto appunto che uno dice 7 milioni di americani andare in piazza, Trump deve dimettersi. Questa non è democrazia, questa secondo me, scusi i termini, è un po' una stronzata. Ha ragione il tuo ospite che la democrazia deve essere difesa, deve essere coltivata e deve essere colta nel suo vero aspetto. Grazie Vladimiro, sentiamo come ti rispondono gli ospiti. Allora partiamo dal Presidente Lodi. Presidente Lodi. Oddio, sono in difficoltà a rispondere a una è quello che pensa, cosa. Dai Presidente. Io quello che penso, prima si parlava di dare consapevolezza ai giovani, di dare gli strumenti ai giovani, ecco oggi gli strumenti li abbiamo, a differenza del passato in cui io vengo dalle dipendenze, sono 20 anni che mi occupo di dipendenze, in cui all'inizio, fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 si sono aperte centinaia di comunità terapeutiche perché i giovani della mia generazione, una percentuale cospicua, si sfasciava di droga, quindi i cinquantenni di oggi, ricordiamocelo, era fatta sulla base di opinioni personali. Uno dei progetti che andava per la maggiore seguiva pedissequamente quello che era l'addestramento dei Marines americani e per anni è stato al fiore all'occhiello delle comunità terapeutiche italiane. Oggi abbiamo strumenti validati, controllati, che sappiamo che funzionano, che non sono soltanto frutto di ciò che è la mia visione del mondo. Dobbiamo sfruttarli, dobbiamo portarli sui territori, dobbiamo fare in modo che gli adulti siano abbastanza autorevoli da dire vogliamo fare queste cose perché faranno bene a noi e faranno bene anche ai nostri giovani, perché a noi daranno qualche strumento di dialogo nei confronti di nuove generazioni che c'è uno iato gigantesco tra noi adulti e giovani. C'è sempre stato, ma il delta, il gap è diventato enorme grazie anche alla tecnologia. Ecco, quindi secondo me fra le cose positive da fare c'è questo. Prendere atto del fatto che oggi ci sono strumenti per migliorare quella che è la consapevolezza, il pensiero critico, l'autoefficacia dei giovani e fare in modo che il futuro possa essere un po' più roseo. Molto chiaro, chiarissimo. Claudio Lamarano Vicentino, vai Claudio. Tutti, io penso che l'astensione al voto sia dovuta principalmente perché viene preso per incapace il cittadino, perché anche adesso Trump sembra che abbia preso tutto, ma in realtà è passato con un 1,6% di voti in più, perché là c'è un sistema elettivo che ogni Stato chi vince prende a saglia, quindi prende tutto.
Però contando i numeri dei voti si è visto che è passato proprio per poco. E qui in Italia il problema è che pensano di essere furbi ma non lo sono, nel senso che abbiamo visto adesso quella nuova finanziaria che praticamente hanno portato, per esempio per i salariati hanno scalato un'aliquota, ti fanno credere che pagherai meno tasse, ma in realtà praticamente se prendi un po' di più vai a finire dal 23 al 35% di prelievo, e ci vuole poco passare al 35% di prelievo, e quindi lì i salariati sono fregati, anzi molti sono già fregati, insomma. E lì ti dicono che ha aumentato le tasse quando in realtà ne paghi di più. C'è un'ipocrisia totale su Gaza, perché quello che è successo a Gaza il governo non lo accetta, non è che non lo accetta, fa finta di niente, e quindi è prendere in giro gli elettori in un modo così sfrontato che più che un presidente del Consiglio sembra avere un capobanda. Buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano. Vicentino Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Cosa posso aggiungere? Secondo me bisogna dare fiducia, anche se qualcuno non crede troppo a questo sistema, però bisogna convincerci che una via d'uscita c'è in qualche maniera. Bisogna appoggiarsi su persone competenti che sanno fare questo lavoro, e secondo me un sistema per uscirne c'è sempre. Basterebbe che mettessero, soprattutto che usassero questa parola meritocrazia, visto che abbiamo queste persone che molti ci invidiano, basta vedere cosa succede all'estero, i migliori scienziati, i migliori ricercatori, io ne ho avuto uno l'altro giorno proprio collegato con Boston. Il problema è proprio questo, che serve meritocrazia. Padoan, meritocrazia? Ritorno un po' sui concetti che abbiamo espresso prima legati al tema della complessità, no? Complesso non vuol dire complicato. Complesso vuol dire che ci sono tante situazioni da affrontare, tanti strumenti da poter usare, bisogna capire quali strumenti devono essere utilizzati. Quindi prima di tutto oggi c'è tanta necessità, soprattutto in Italia, di conoscere e di capire quello che effettivamente c'è già, non quello che deve essere creato di nuovo, per poterlo applicare correttamente. Questo conduce poi al fatto che se tu conosci, dovresti essere anche titolato ad usare, no? Però attenzione che meritocrazia è una parola che ha due fili, due lame. Uno, con il merito posso fare, ma se noi andiamo a guardare nel mondo dove la meritocrazia è oggettivamente applicata, ci troviamo dentro paesi come la Cina. Oggi il funzionario pubblico in Cina fa carriera sulla base puramente meritocratica, oltre che un meccanismo di gestione delle relazioni. Perché ogni manager pubblico gli è associato una valutazione annuale sulle sue performance. Se sei nella media rimani dove sei, se sei eccellente, outstanding, fai carriera, progredisci nella tua carriera, se sei al di sotto della media arrivi anche al licenziamento. Quindi ci troviamo in una situazione in cui quando tu associ la parola ad una parola, la desinenza crazia, scivoli da un meccanismo democratico ad un meccanismo autocratico. Devi capire un attimo di qual è il meccanismo, che cosa stai implementando. Vorrei provarlo, Padoan, questo meccanismo. Bisogna dare spazio alle persone competenti. Io vorrei veramente provarlo. Ma allo stesso tempo bisogna anche fare in modo che quello che tu fai abbia una controparte che nasca da un meccanismo democratico. Devi avere il dirigente, il funzionario pubblico che sa fare le cose, devi avere il politico che capisce, devi avere anche la partecipazione popolare. Devi giocarle su tutti i fronti se vuoi essere una democrazia, non solo su un pezzo. Però la partecipazione popolare viene nel momento che tu riesci a intrigarmi, che mi dai dei messaggi positivi, allora io posso essere anche intrigato e rivedere quello che magari fino a questo momento non avevo visto, grazie agli esempi positivi che mi dai, che credi nel territorio, che ti stai veramente battendo per il tuo territorio, ma mi sembra che questi esempi non avvengono, noi diciamo i giovani, ma quando noi sentiamo che l'impegno più grande è quello di acquistare armi, nel futuro capite bene che io avrei anche dei dubbi e dico dammo ai giovani la possibilità di dire cosa ne pensano, perché io li sento, intanto sono molto preparati, grazie anche alla tecnologia che riescono veramente a
a evadere da questa monotonia che abbiamo qui attorno. Vediamo cosa offriamo a questi ragazzi, e se non ci fossero anche queste associazioni, queste fondazioni, questo aiuto proprio per cercare di supportare questa meraviglia che abbiamo, che sono i nostri giovani, che sono anche veramente preparati, e lo devo dire, sono bravissimi, ma veramente bravi. Il problema è che questi esempi non li fanno vedere. Allora il giovane non è preparato, non si intriga. No, non è vero, è che quelli che abbiamo che fanno questo non li vediamo. Lodi, ormai siamo in chiusura, come chiude, cosa vuole dire? No, niente, cioè, mi collego a quello che diceva prima. Io quest'anno frequento molto spesso le scuole, soprattutto con gli adolescenti, e mi è capitato di fare un esperimento. Ho fatto vedere loro un brevissimo filmato nel quale un docente dava dei giudizi molto taglienti nei confronti dei giovani, e gli ho chiesto cosa ne pensassero, e la risposta di tutti i ragazzi di tutte le classi delle quali sono stato, istituti tecnici, licei, indifferentemente, è stata: ha ragione. Ma giudizi del tipo: i giovani d'oggi sono la fine del mondo, non sono educati, non hanno nessun rispetto, eccetera eccetera. Dopodiché gli ho fatto vedere il prosieguo del filmato, nel quale questo docente, era un video che era virale anni fa, e cita le fonti delle dichiarazioni che ha fatto, e si va da Socrate fino alla Mesopotamia, cioè dal 200 a.C. al 3500 a.C. Quindi, e gli ho chiesto: e a questo punto qual è la vostra idea? E loro hanno detto: ok, capiamo che gli adulti hanno sempre avuto un giudizio negativo nei confronti dei giovani, ma in ogni caso noi siamo peggio di voi. Approfondendo la questione, il discorso per loro è stato: ci rendiamo conto che noi pensiamo di essere peggio di voi perché ci viene costantemente detto che noi siamo peggio di voi. Purtroppo è il lato, diciamo, il lato nero dell'avere i media che bombardano di informazioni quotidianamente, cioè il cosiddetto clickbait. Le informazioni negative fanno molto più presa rispetto a quelle positive, i giudizi negativi polarizzano molto di più e fanno sì che le persone restino sui social o sui siti dei giornali. Il continuare a parlare di baby gang continuamente, come se i giovani fossero le baby gang. Quindi sì, bisogna un po' cambiare paradigma, ma i primi a dover cambiare paradigma, ribadisco, lo so che lo dico continuamente, siamo noi adulti, che dobbiamo anche renderci conto che probabilmente non siamo i migliori del mondo, ma non perché il mondo adesso vada a rotoli, perché abbiamo fatto i nostri errori in gioventù e molto spesso ci dimentichiamo, continuiamo a fare errori, loro stanno facendo errori, forse ne faranno meno di noi, però dargli la consapevolezza di poter affrontare il mondo in modo anche diverso, pensando magari che certe cose che per noi non si possono fare, forse loro le possono fare, ecco, forse aiuta ad avere questi strumenti per loro. Io mi scuso, adesso devo adesso abbiamo chiuso perché il tempo è terminato. Grazie Riccardo Lodi, Presidente Solitario, di essere stato con noi, buon lavoro, e grazie anche per le ultime parole col quale ha chiuso questa intervista. Grazie. Allora, Toresan, come ci saluti? Alberto? Allora, vi ringrazio di nuovo perché così ho la possibilità di fare, diciamo, portavoce anche per i miei compagni, perché li chiamo compagni, gente che è in ospedale ancora che aspetta un donatore. Vorrei fare un appello a tutti i giovani che abbiano almeno 18 anni di recarsi al centro trasfusionale più vicino a loro e di chiedere come posso diventare donatore. E ricordatevi una cosa, che se per caso, perché non è detto che ti chiamino, che se per caso ti chiamano che sei compatibile con una persona che puoi salvare, penso che hai fatto uno dei gesti più belli che puoi fare nella tua vita. E tutti quelli ammalati di pregare e che la speranza è l'ultima a morire. Grazie, grazie anche a Alberto Toresan, mentre il dottore rimane con noi, perché spero veramente Padoan che parleremo anche adesso con degli enologi, parleremo di vino, perciò parleremo di dazi, se lei rimane ancora qui. Infatti mi interessa molto che rimanga con noi per capire anche da questa parte, visto che siamo il paese del vino ormai, penso, ecco, sentire come vanno le cose. Grazie Alberto, grazie Lodi, grazie Alberto Toresan. Pubblicità.
bisogna aspettare 3 o 4 mesi per capire veramente da che parte, quale sarà il risultato vero, ma quando c'è un dazio non fa mai bene, perché è comunque o un'erosione di margine o una riduzione delle vendite. Di sicuro c'è solo che l'impatto ci sarà, ma quanto saranno gravi le conseguenze dei dazi americani sulla nostra produzione vinicola rimane ancora difficile da stabilire con certezza. Secondo Matteo Zoppas, attuale presidente dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, i contraccolpi sul mercato americano non saranno uguali per tutti. Il prezzo finale non sta ancora scontando il 15% di dazio, c'è il tema anche del cambio euro-dollaro che comunque va a incidere un altro 10% sul prezzo medio dell'anno scorso, quindi alla fine l'onerosità potrebbe essere di un 25% in più, ed è chiaro che col 25% ci sono alcuni prodotti che magari sono quelli un po' meno che hanno un'identità un po' meno forte, che possono essere cambiati con altri prodotti che in questo caso possono essere non italiani. Nel corso degli ultimi decenni il comparto vitivinicolo veneto ha conosciuto una crescita continua e il Prosecco si è imposto come un marchio di successo internazionale. Di fronte alla nuova sfida, il settore non può che proseguire con la politica adottata finora. Continuare a stare insieme, primo obiettivo, e far capire l'importanza dello stare insieme. Attenzione, non sto parlando di stare insieme solo come produttori, cosa che comunque dobbiamo continuare a battere come tasto, ma come comunità. Perché mi piacerebbe che la comunità tutta si sentisse partecipe di un progetto, quindi una sorta di collante tra tutte le istituzioni, i comuni, i sindaci, li abbiamo visti, la provincia, la regione, lo Stato, il Ministero, ma soprattutto a noi. Intanto si continua ad analizzare ogni movimento del mercato. Al momento si sta assistendo, dice Zoppas, ad una riduzione sia del sell-in, cioè dei prodotti acquistati dai punti vendita per essere venduta nei negozi, che del sell-out, vale a dire i prodotti comprati dai consumatori. Sono stati fatti magazzini in funzione degli annunci che sono stati fatti dai dazi, quindi bisogna capire ancora quanto ce n'è. Allora saluto Luigino Bertolazzi, enologo, buongiorno, grazie di essere qui. Guardi, questa mattina lei potrà confrontarsi anche con Simone Padovan, esperto in relazioni internazionali, soprattutto sui dazi, sentiremo le due versioni, cosa direte. Saluto anche Umberto Sarcinelli, scrittore e giornalista, grazie anche a lei Sarcinelli, sentiremo. A lei piace il vino, Sarcinelli? Lo conosco, sono astemio purtroppo, ma lo conosco molto bene. Perché purtroppo non è mica male essere astemi, anzi fa molto bene, dicono. Se lo sente il professor Garattini che dice che il vino è cancerogeno, ecco, penso che, ecco, e non lo dice l'ultimo della classe, perciò qualcosa ci sarà di vero. Allora sentiamo Luigino Bertolazzi. Com'è la situazione, Bertolazzi? Prego, come vede la situazione in fatto di vino, in fatto di dazi? Prego. Allora, è una situazione che è arrivata, diciamo, all'imbuto da qualche anno. Soffriamo di produzioni via via crescenti. Abbiamo avuto, con il Covid prima e con la guerra poi, aumenti, costi veramente notevoli a carico degli agricoltori e a carico delle produzioni, che non è stato possibile scaricare sul mercato, e quindi questo, bene o male, porta a una diminuzione di quello che è la capacità di acquisto delle persone. Quindi l'operaio che lavora banalmente alla Zoppas e vede crescere tutto quello che c'è intorno può comprare meno vino. Poi c'è stato un aspetto l'anno scorso, quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che giusto nei suoi aspetti ha creato un po' di terrore per quanto riguarda il consumo nel ristorante, e anche lì abbiamo avuto una diminuzione. I dazi non sono certamente degli inviti ad acquisto. I dazi sono un modo con il quale si vuole tenere sotto controllo un prodotto, e quale prodotto potrà in qualche maniera sfangarla, uscire da questa remore? Chi ha delle marginalità che può comprimere, chi ha marginalità che non può comprimere è destinato a soccombere. Ecco, questo è l'aspetto negativo dei dazi, che naturalmente sono stati accompagnati prima dagli aumenti dei prodotti chimici, dei costi, di tutta una serie di problematiche. Molto chiaro. Sentiamo Padoan come commenta quello che ha detto
Luigino Bertolazzi. Permetto che io per un paio di anni ho gestito proprio un progetto che è andato ad analizzare quello che era il valore dello scambio mondiale del vino, quindi un'analisi che andava a vedere per litro su quelli che sono i codici doganali i vari paesi del mondo che performance hanno avuto nel vendere il loro vino ad altri paesi. E questo fa emergere che il tema del consumo del vino ha visto un calo globale in giro per il mondo che è nato ben prima del Covid, perché è una tendenza quella di consumare meno vino che si interseca con tematiche che sono legate alla sobrietà e alla salute, che ha avuto origini diverse e meccanismi diversi in diversi paesi del mondo. Per esempio la Cina, che era proiettata a diventare uno dei principali mercati al mondo di consumo del vino, ha attuato una politica sul tema della sobrietà che ha stroncato non soltanto l'importazione di vino ma anche la propria produzione nazionale. Contemporaneamente abbiamo visto mercati come gli Stati Uniti ma anche come il Regno Unito, che sono mercati di riferimento dell'Italia al di fuori dell'Unione Europea, che hanno cominciato a contrarre in maniera importante il consumo di vino, sempre legato alla tematica della sobrietà dal punto di vista di salute, non soltanto dal punto di vista degli usi e dei costumi. Questo riflette su un paese come l'Italia, dove consideriamo che l'Italia e la Francia sono i principali produttori di vino al mondo, e tutto sommato vediamo anche che l'Italia ha un problema di posizionamento del proprio prodotto per fascia prezzo, perché normalmente l'Italia cerca di competere su una fascia di prezzo che è relativamente bassa rispetto a quello che è il vino francese. In più bisogna dividere tra vini del nuovo mondo e vini del vecchio mondo. Quando guardiamo il mercato mondiale, i vini del vecchio mondo sono i vini europei, i vini del nuovo mondo sono i vini degli Stati Uniti, piuttosto che del Sudafrica, piuttosto che dell'Australia o della Nuova Zelanda. E sono vini, quelli del nuovo mondo, che si prospettano sul mercato senza trascinarsi dietro più di tanto il concetto di terroir e di legame con il territorio, no? Questo concetto culturale che è invece tipico del vecchio mondo. Ma ci sono consumatori in giro per il mondo che di questo aspetto, se non ne vengono messi a conoscenza in maniera corretta, a questo punto fanno un confronto su qualità-prezzo, non semplicemente su tutto quello che rappresenta il prodotto. Allora Sarcinelli, prima di vederla e sentirla come scrittore, avrei piacere come giornalista cosa ne pensa di quello che ha sentito, cosa sta succedendo, ecco, con questo presidente americano che una ne pensa e mille ne fa. Non si riesce a capire dove va a parare, dazi, guerre, di tutto e di più. Come la vede lei da giornalista, Sarcinelli? Questo uomo, come lo vede? Prima di tutto mi sembra che vada rovesciato, cioè Trump ne pensa mille e ne fa forse una, poi alla fine, visto che si contraddice sempre. No, quello dei dazi è un problema molto complesso e molto importante, e implica anche una visione di fondo. Prima è stato tracciato molto bene un'analisi un po' dello stato attuale. Forse io porterei anche il discorso su un altro tipo di riflessione, cioè anche della nostra società. Cioè ci stiamo sempre più finanziarizzando, cioè diciamo la manifattura è secondaria rispetto alla finanza, cioè alla speculazione con il denaro. Il vino entra anche in questo. Quando abbiamo accettato in pieno e forse anche acriticamente un mercato libero, abbiamo accettato anche delle regole che magari non sapevamo dove potevano portarci. Il vino, che è sempre stato considerato, soprattutto da noi, soprattutto nel nord-est, ma anche in altre parti, un alimento e non un prodotto di lusso, si è trasformato poi in un prodotto di nicchia, quindi con una altra dinamica, diciamo anche economica, cioè guardando di più ovviamente alla qualità, e questo è un bene, ma diciamo cercando di, non dico di nobilitarlo, non vorrei essere frainteso, ma di portarlo a un livello di consumo più di nicchia e di
elite. Ecco. E questo produce delle conseguenze. La prima conseguenza è che la concorrenza è molto, molto più, diciamo così, agguerrita, e soprattutto l'immagine che si dà a un prodotto vino di un certo tipo, cioè di qualità, di eccellenza, ne fa automaticamente agli occhi dell'opinione pubblica una sorta di bene di superfluo, e quindi magari quando c'è una difficoltà si può tagliare la spesa, come vediamo avviene anche normalmente nei supermercati, che l'attuale congiuntura economica fa sì che la gente tagli addirittura anche le cure sanitarie, quindi questo è un indice molto significativo di quello che stiamo vivendo, per cui il problema va affrontato, appunto, come si diceva prima, in una maniera globale, ma anche forse ritornando anche a considerare il vino un prodotto, un alimento non superfluo, ma ovviamente nei suoi limiti, diciamo così, sanitari e di salute, come poi lo sono tutti i cibi, i prodotti, cioè i latini dicevano che il veleno è nella misura, cioè tutto se è troppo fa male. Stroppi, ecco. Sentiamo come commenta Bertolazzi. Luigino Bertolazzi, come commenta le parole sia di Padoan? Allora io prenderei lo spunto da quello che ha detto il professore prima, cioè la finanziarizzazione del mercato e la ricerca di qualcosa di diverso. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui entra in campo tutto quello che quella che è chiamata sesta estinzione ha portato anche nel settore vino, cioè l'abbandono di tanti vitigni che non erano considerati dal punto di vista generale portatori di novità o portatori di volumi o portatori di interessi. Le faccio un esempio: noi da 5 anni con l'associazione Graspo, che è il gruppo di ricerca ampelografica, andiamo alla ricerca di vitigni rari, li microvinifichiamo e li cerchiamo di affidarli a dei custodi. Bene, non più di qualche mese fa presso Cantina Giusti è stato fatto un grande convegno sulla Recantina Forner. Perché? Perché si vuole riscoprire questi antichi vitigni che uscirebbero dal discorso della finanziarizzazione. È vero che sono piccole nicchie, ma sono nicchie che possono dare intanto la riscoperta di valori che erano andati perduti e poi cosa? La valorizzazione di questi piccoli racconti, perché il vino non può diventare un prodotto con un marchio, con un tipo di racconto come che può essere, che ne so io, i grandi prodotti di distribuzione come la Coca-Cola, cose di questo genere. Deve rimanere nella sua storia, deve rimanere nel suo racconto, e il racconto si fa sempre più nuovo quando si va a incidere e approfondire quelle varietà che sono state abbandonate per tanti motivi, non solo per motivi qualitativi, ma anche per motivi di produzione e di tante altre cose nelle varie aree. Noi abbiamo trovato che nell'ultimo libro che abbiamo fatto, 100 custodi per 100 vitigni, in tutte le aree d'Italia ci sono delle ricchissime dotazioni di vitigni molto buoni che potrebbero diventare sicuramente un'ancora di salvezza parziale, ma di interesse nuovo per il vino. Ha fatto bene a ricordarlo, perché penso ai nostri meravigliosi rossi quasi dimenticati. Penso invece, e quale ne do atto, Bertolazzi, che si stia riprendendo, avendo fatto un passo indietro e forse riuscendo a capire che abbiamo la fortuna di avere questi vitigni meravigliosi che sono veramente da valorizzare. Ecco, capire come valorizzare. Padoan. Allora, la parola chiave è proprio valore. Innanzitutto bisogna considerare, vista dal punto di vista mondiale, globale, il vino non è visto come un alimento di uso quotidiano. È un bene di godimento che si accompagna ad un'occasione che non è quella della sostituzione della bibita gasata o dell'acqua per alimentarsi.
posto il fatto che nel mondo si sta raccontando che farlo fa male, e quindi già questo è ed è corretto, anche è vero, perché l'uso quotidiano non è che faccia tanto bene, è altrettanto vero che rimane la tematica del capire che cosa vuol dire dare valore a questo tipo di prodotto. C'è un valore economico, perché altrimenti non riesce a fare la produzione, e quindi c'è un posizionamento di prezzo, e c'è un valore che è la percezione del consumatore su quel tipo di prodotto lì. Questa è una cosa che si racconta poche volte, ma la visione del valore di un consumatore è molto specifica. Parte da esigenze, c'è una cosa che viene chiamata piramide di Maslow che esprime molto bene questi elementi, sono 5 gradoni. Si parte da caratteristiche che fanno parte intrinseca del prodotto, la sicurezza, la disponibilità, eccetera. Mano a mano si va verso cose ben intangibili, perché una cosa che percepisce il consumatore è questo prodotto come si inserisce, ad esempio, nei miei meccanismi di autorealizzazione, cioè di quella che è la mia socialità, di quello che è la valorizzazione della mia persona, eccetera. Quando noi andiamo nel giro per il mondo a vendere il vino raccontando quasi esclusivamente le proprietà organolettiche del vino, tagliamo via tutte le proprietà culturali, cioè su 5 gradoni ne mostriamo 3. E quindi il valore che viene attribuito al nostro prodotto è un valore che viene sminuito, perde di valore. Quando noi raccontiamo il nostro vino dobbiamo anche raccontare il territorio, dobbiamo raccontare il perché quel vino nasce in questo territorio, qual è stata la sua storia. Molti pensano che il vino sia nato in Francia, invece il vino è nato in Italia. Chi ha creato il concetto di terroir, chi ha creato il concetto di vintage, di annata, sono stati i latini, che poi l'hanno esportato in Francia. Quindi c'è una storia che non viene raccontata e che nella maggior parte viene ignorata. C'è però anche una storia, e qua lo chiederei all'enologo Bertolazzi, che purtroppo siamo anche il paese dei furbi. E questo lo vediamo quando ci sediamo in certi, lo so che lei abbassa gli occhi, ma io devo fare anche questa domanda, in certi ristoranti o trattorie che ordini sta bottiglia e bevi questo cosa seo. Cioè capisce che la gente non è più stupida, che riesce a capire, come dice lei, che non è che per forza una bottiglia deve costare tantissimo per bere un bicchiere di vino buono. Io abito a Treviso, vicino al Piave, i famosi rossi del Piave, ecco, il famoso Glera che va anche alla grande, però purtroppo quando capisci che qualcuno ti prende in giro ti viene anche un po' di rabbia. Cos'è il vino buono, Bertolazzi? Dove si trova il vino buono? Perché basta scegliere, è mica facile, perché prima raccontavo un aneddoto, ma non lo dico perché sennò so che le farebbe male, ma Padoan lo sa, sono rimasta molto perplessa quando ho sentito la frase "ma è quello buono questo?". Allora Bertolazzi, qual è il vino buono e qual è il furbetto da eliminare? Cos'è che le fa più paura, Bertolazzi, lei invece che sta cercando di valorizzare questo prodotto? Allora, giusto per il giorno 7 saremo con 10 di questi eroici al Merania Wine Festival, dove ci dedicano una sala, ma al di là di questo dobbiamo smetterla di fare del vino la prima voce di quello che è il pranzo. Cioè, la bottiglia comperata a 10 euro caricata a 40 non ha più motivo di essere. Grazie Bertolazzi, grazie. Prego. Sì, non ha più motivo di essere, e quindi tutto quello che prima passava incavalierato, nel senso che andava tutto bene, tanto è vino, e il vino ha passato il suo periodo aureo 10 anni fa, diciamo che l'ha concluso 2 o 3 anni fa, adesso comincia a sentire il fiato della pesantezza. Probabilmente quando si sente il fiato della pesantezza bisogna che ci sia un rinnovamento. Ecco, il rinnovamento è dare alle persone vino buono a un prezzo accettabile. Esiste questo sistema, questa forbice esiste, cioè quando tu hai caricato il 50% hai già caricato una quantità sufficiente, e questo produrrebbe un raddoppio almeno del consumo. E io non sono qua per dire che bisogna consumare a tutti i costi, bisogna consumare con giudizio, soprattutto prodotti buoni, dato che li abbiamo, dato che la tecnica serve a fare prodotti buoni, dato che la viticoltura, dato che
tutto un insieme di cure ci hanno portato ad avere risultati buoni anche con vini che non hanno prezzi pazzeschi, ma anche il nostro vino medio italiano è considerato il più buono nel rapporto qualità-prezzo del mondo. Quindi torniamo lì, diamo alla gente quello che vuole, poi chi vuole andare sull'alto, chi vuole avere l'esclusività di un racconto speciale, andrà lì, però il concetto è che quello che dai corrisponde al valore che chiedi, quello deve essere. Grazie, veramente grazie Bertolazzi, ecco, l'ho invitata perché so che Bertolazzi parla chiaro, dice quello che è, e in effetti bisogna iniziare forse che qualcuno faccia un passo indietro e riveda questo meccanismo. Allora andiamo a vedere questo video del libro Laguna del nostro Umberto Sarcinelli e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere il video. Allora Sarcinelli, questo libro Laguna, ci spieghi un po' perché ha deciso di scrivere questo libro con questo nome. Prego. La Laguna perché è un luogo emblematico e può essere anche una metafora di quello che succede adesso, che ci sta succedendo. E il sottotitolo è Quando è la terra liquida, cioè è un mondo in continua mutazione, cioè nella laguna non c'è attimo che sia uguale a quello precedente, è in continua trasformazione. La laguna dell'Alto Adriatico poi ha una particolare rilevanza sia storica che ambientale perché è l'ultimo, lembo del Mediterraneo settentrionale, quindi è il primo lembo di Mediterraneo che trova il visitatore che viene dall'Europa. E quindi è un posto proprio di commistioni, di scambi. Non a caso l'etimo anche di Venezia, Veneti, deriva da due radici indoeuropee che alla fine, così con i vari passaggi linguistici che
non sto qui a ricordare, ma significa all'intreccio delle acque. Ecco, questo intreccio delle acque è anche un intreccio di genti, di culture, oltre che di ambienti. La laguna ha avuto grandissime trasformazioni ed è anche così prodromica a quello che potrebbe essere. Non è mai stata così. La nostra laguna ha poco meno di 20.000 anni. Prima, per trovare il mare, bisognava andare da qui all'altezza di Ancona. Per esempio il Piave, il Tagliamento, l'Adige erano quasi degli affluenti settentrionali, ecco, del Po. E da un punto di vista storico poi ha avuto questa grande diciamo, importanza. Aquileia e Grado sono la nonna e la madre di Venezia. Venezia è diciamo la città, o perlomeno il sistema politico e commerciale che ha esaltato il valore della laguna. Ecco, voi pensate che già nell'età tarda del rame la laguna era il punto di contatto anche commerciale, per esempio fra quello che era la via dell'Ambra, un prodotto che non si trova nel Mediterraneo se non in piccole quantità e non molto diciamo di qualità in Sicilia. Ecco, tutta l'ambra che noi troviamo nel mondo antico nel Mediterraneo è passata dalla laguna adriatica, dalla laguna tra Grado e alle foci del Po. Ecco, e la stessa cosa, tutti i prodotti, i manufatti che sono arrivati in centro Europa e anche più su, sono passati proprio da qui. Quindi è veramente un punto molto, ma molto importante proprio dal punto di vista storico, culturale e anche ambientale, e anche perché la laguna è la prima a mostrarci gli effetti, per esempio, dei cambiamenti climatici. La laguna che noi vediamo adesso è frutto di una catastrofe nel VI secolo, quando per esempio la foce storica del Tagliamento, che andava al mare vicino a Caorle, si è spostata a est. Lo stesso l'Isonzo, che usciva praticamente ad Aquileia e Grado, si è spostato ad est, cambiando poi tutta anche la morfologia. E in questo vediamo anche adesso tanti di questi effetti. E poi anche non dobbiamo dimenticare che la laguna ha avuto un impatto non secondario anche nella cultura, soprattutto nelle nostre zone. Da là non ci piove. Sarcinelli, devo correre perché ormai il tempo è tiranno, sono in chiusura. La ringrazio anche per queste spiegazioni molto importanti che ha fatto, che la storia è storia. Ogni tanto bisogna ricordarla, dove sono e dove nascono le nostre radici. Allora sentiamo Luigino Bertolazzi, questo intreccio che parlava Sarcinelli, invece intreccio di uve, Venezia, questi vitigni che ci sono meravigliosi. Io ho la fortuna di vedere autoctoni meravigliosi che pochi hanno la fortuna di avere, che magari noi non sappiamo neppure che ci sono, eppure ci sono. Il vino a Venezia, veloce Bertolazzi, prego. Il vino a Venezia, Venezia è stata la prima navigante che ha messo il vino nell'acqua e quindi ha tenuto sani i suoi vogatori. La Dorona di Venezia e della terraferma è un vitigno sicuramente molto molto importante. Poi c'è stato tutto quell'import di malvasie e di vini che loro avevano nelle isole greche, che man mano hanno perso, che hanno portato nell'entroterra. Ecco, Venezia dal punto di vista del commercio del vino ha perso di importanza quando è stata soppiantata dagli inglesi e da altri grandi trasportatori, però aveva capito, i suoi equipaggi non si ammalavano quando gli altri si ammalavano, aveva capito che il vino era fondamentale tanto quanto altre importanti armi all'interno delle navi. Bertolazzi, allora chiudiamo proprio, cos'è che le fa più paura e cosa le dà più speranza? Prego. Mi fa paura la mancanza di curiosità
in generale. Mi dà speranza la voglia che vedo in tante persone singole di fare rete. Per esempio, noi stiamo costruendo questa rete di vitigni rari e troviamo tante persone, qualche centinaio, che ci mettono in contatto, ci danno la possibilità, e quindi io direi da lì troveremo sicuramente nuova linfa per fare cose egregie come sappiamo fare noi veneti e noi italiani in generale. Bertolazzi, i giovani e l'enologia, come vede questa situazione? Mi sembra che siano molto interessati. Io veramente quando vado anche i giovani sono molto interessati, bisogna delle trovare cantine il modo meravigliose che sembrano musei, sono tutti giovani. Prego. Perché entrino veramente da attori in questo mondo. I giovani. Perché come abbiamo visto il primo ministro olandese sarà uno di 38 anni, da noi a 38 anni lo chiamano ancora Butin e non funziona così. Bravissimo Bertolazzi, grazie veramente. Sentiamo come ci saluta Padoan, Simone Padoan, come ci saluta, cosa vuole dire a Bertolazzi, a Sarcinelli? Visto da una prospettiva globale di consumatori che si trovano in giro per il mondo, il vino italiano racconta due storie. Una è quella del rapporto qualità-prezzo. E su questo aspetto diciamo che è una battaglia che su certi mercati è persa, perché ci sono vini di altri paesi che offrono qualità a prezzi decisamente inferiori. Ricordiamoci che non ci sono soltanto i dazi dell'America, ma ci sono anche gli accordi di libero scambio, quindi in realtà ci sono mercati non esplorati che vale la pena di esplorare, e su quei mercati vale la pena invece di portare un vino, un prodotto che abbia con sé non soltanto una qualità ma anche una storia, anche un'identità territoriale, una caratteristica e un prezzo anche che sia un prezzo che vada ben oltre il premium, quindi di fatto un prezzo importante, perché sono mercati che anche se consumano di meno sono oggettivamente interessati a spendere per un prodotto che dia loro valore. Un'altra cosa importante che volevo chiederle, Padoan, ma questi dazi per l'Italia come li vede? Ecco, cosa riusciremo a ottenere? Il mercato americano è un mercato importante per l'Italia e per l'Europa, lo è soprattutto per quello che è l'industria della meccanica, prima ancora che di altri settori. Oggettivamente quando tu hai a che fare con un prodotto che subisce la pressione del dazio, sei costretto sostanzialmente a vedere una contrazione delle tue vendite. Ma bisogna anche ricordarsi che in realtà il 70% del mercato italiano è l'Europa, quindi di fatto avrà un impatto sicuramente. Si parlava della pasta, ad esempio, molto problematico questa cosa della pasta italiana in America. Ci sono dei settori che soffriranno un pochino di più e dei settori che soffriranno un pochino di meno sicuramente. Bisogna ricordarci che l'America non è l'unico mercato che sta fuori dall'Europa, ci sono altri mercati. Quello che stiamo scontando in questo momento è di aver avuto una debolezza cronica nella capacità di gestire la distribuzione e di aver esplorato tramite meccanismi di distribuzione altri mercati che sono in realtà aperti e che invece abbiamo trascurato perché consumano di meno rispetto a quello che sono gli Stati Uniti. Quindi è un momento di crisi, di passaggio, bisogna un po' capire come adattarsi, ma le prospettive in realtà ci sono. Però io sono anche dell'idea, come dice Luigino Bertolazzi, purtroppo qualcuno soccomberà perché non ha la resistenza e la resilienza per andare avanti. Questo è un peccato perché sono le nostre aziende. Io sono convinta che la prevenzione doveva essere fatta prima, non adesso che sono arrivati i dazi. Dovevamo fare prima una prevenzione con queste aziende che da sole non ce la fanno a resistere. Questo è quello che sento da questi piccoli, diciamo, industriali, piccoli artigiani. Sì, il Made in Italy, ma io il mio Made in Italy che deve avere un prezzo, dove vado a venderlo all'estero, dove nel Bangladesh sono questi i nuovi mercati, io cosa vendo col mio Made in Italy? Vedremo cosa succederà. Ringrazio tantissimo i miei ospiti, veramente grazie. Adesso andiamo a vedere invece il vostro assegno, l'assegno che noi diamo per aiutare queste famiglie che si soccomberanno. Non è solo il nostro assegno, ma è l'unione che fa la forza. Andiamo a vedere, a sentire, e ancora grazie ai miei ospiti. Ciao grande famiglia, oggi siamo con una persona che non possiamo farvi vedere perché dobbiamo tutelarla al massimo. È una donna che noi chiameremo Maria, come Madonna, perché veramente queste donne stanno soffrendo le pene dell'inferno.
non solo delle volte da parte di uomini, ma da parte anche di altre donne. Maria ha una storia molto triste, è sola, con 2 bambini minori, però ha il problema di sua madre, che sarebbe la nonna dei bambini. È stata picchiata, abbiamo qui il referto del pronto soccorso che parla di contusione cranica, e questa donna non ne può più, non sa più come fare, a chi rivolgersi. È venuta da noi e noi cercheremo di aiutarla, perché, come ripeto, ci sono anche 2 minori. Allora Maria, cosa è successo nella tua vita? Come mai questa mamma ce l'ha così tanto con te? Cosa è successo? C'è qualcosa che tu non vuoi dire, che dentro di te sai di aver fatto, e che questa mamma arriva al punto di odiarti così tanto? Per un motivo non riesco a capirlo, quello che possa essere, perché bene o male quando lei ha avuto bisogno io l'ho ospitata e gli sto dando anche una mano. Lei ha questi momenti che ogni tanto perde l'autocontrollo, e per qualsiasi cosa lei interpreta a modo suo, e ovviamente io sono il punto debole perché lei vive là. Una cosa che tu vorresti dire, cioè tu hai più paura per i tuoi bambini che per te stessa, nel senso che io posso anche difendermi, però i miei bambini non possono vivere queste situazioni, e il tuo scopo è quello che lei venga allontanata da questa casa, perché alla fine la casa è tua, perché è del tuo marito, però del tuo ex, però la casa in effetti è tua. Cosa vuoi dire? Il problema è che bisogna trovarle un alloggio dove lei può stare, in quanto che economicamente lei non è autonoma, e ovviamente il problema è anche quello, dove metterla, cioè dove farla andare. Però non sono problemi che dovrebbero riguardare te, ma dovrebbero riguardare le persone che dovrebbero prendersi cura di te, ma che secondo me non ci siamo proprio, nel senso che se tu ti sei rivolta a noi è perché non hai trovato porte aperte, oppure sono schiuse ma non aperte, e tu non ce la fai perché non lavori, hai 2 figli che già hanno un vissuto tragico, traumatico, e perciò cos'è che chiedi, Maria? L'unica cosa che chiedo diciamo, al comune o a chi è dovuto di darmi una mano, trovargli un alloggio dove poter ospitare mia mamma, in modo che lei possa essere autonoma e indipendente, e in modo che lei abbia il suo posto e io sto a casa mia con i figli. Ma tu non sei giovanissima, non sei neanche vecchia, hai un vissuto tragico. Come mai secondo te questa mamma si comporta così? Forse ha bisogno di essere curata più che altro, perché certi gesti, come tu mi spiegavi ieri, ha distrutto la casa, rompe tutto, ha una forza quando vengono questi attacchi, chiamiamolo così, di ira, che non riescono a controllarla. Cos'è che non funziona secondo te? Ma secondo me lei, confronto a me, lei la sua vita, diciamo, ha avuto dei fallimenti nella sua vita, solo che lei non ha la forza di reagire, di rimettersi in piedi. Forse è sotto forma di gelosia, perché vede che io, nonostante tutto, riesco sempre a fare qualcosa, e lei invece non ha concluso niente, diciamo. Penso io questo, Cioè, i suoi fallimenti li riversa su di te, cioè no, la colpa forse secondo lei è tua dei suoi fallimenti? Cioè, secondo me è una forma di gelosia, come? Cioè lei non ammetterà mai di aver sbagliato, oppure cioè, quello che fa lei è sempre giusto, quello che ha sbagliato è sbagliato. Però la violenza che è inaudita secondo me, perché non si può alzare le mani contro un figlio, non si può proprio. Secondo te è dovuto forse perché lei è un po' disperata e andrebbe aiutata, oppure secondo te è solo da condannare perché è cattiveria mista a rabbia? No, lei ha dei problemi di salute e dovrebbe essere aiutata, però ovviamente non mancano delle strutture, mancano degli appunti, degli apposi per seguire queste persone qua. Comunque lei, come dice, quello che ha fatto secondo lei è giusto, perché quando un figlio offende un genitore è giusto dargli una sberla e usare le mani pesante. Quando lei ti assale e ti picchia, perché io so che tu non reagisci, non hai mai reagito, sembri tanto forte invece sei tanto fragile. Quando avviene questo, cosa ti senti dentro di te? Quando la guardi, cosa provi? A livello anagrafico è mia mamma, ma a livello affettivo no. È quello il discorso. E lei questo deve capirlo, non può rispondere che quello che ha fatto è giusto. Perché
Anche delle volte anche io, anche come figli delle volte ci becchiamo, però non ho queste reazioni qua. E ci sono modi di parlare, meno male quando lei ha avuto bisogno, io gli ho dato tanto. Magari economicamente non sono riuscito ad aiutarla, però l'aiuto in altri modi. L'unica cosa che ho sempre chiesto a casa mia è rispetto, prima di tutto perché ci sono i miei figli, anche perché là non è casa sua. Lei rispetto non riesce a portarlo, perciò dopo 5 anni insomma dobbiamo trovare una soluzione, lei non può stare là e basta. Ascolta Maria, secondo me il dramma tuo è anche non sentirti amata. Tu cerchi disperatamente qualcuno che ti voglia bene, cosa che non hai mai avuto nella tua vita. Cosa vuol dire, Maria, crescere senza amore, però riuscire a dare tanto amore ai tuoi figli? Perché io li ho visti, l'amore che dai tu ai tuoi figli è una cosa enorme. Ti sei sempre rimboccata le maniche, quel poco che sei riuscita a fare perché hai anche un problema di salute. Cosa vuol dire cercare disperatamente qualcuno che ti voglia bene? Ma in questi anni la mia decisione è quella di stare dietro i miei figli, perché sono loro l'unica forza che ho, sono loro che mi hanno dato la forza di andare avanti. Per il resto verrà col tempo, la cosa più importante è dargli la serenità e la felicità a loro. La vita è andata così, non importa. Non è proprio necessario avere qualcuno a fianco, l'importante è vedere che i miei figli siano tranquilli e sereni come sono fino adesso. Allora io li ho visti i suoi figli, li ho sentiti, loro sono innamorati di questa mamma, la adorano nel vero senso della parola, perciò vedete che c'è sempre la bilancia che in questi casi è pari, nel senso non ha trovato amore, affetto da altri, ma l'ha trovato nei suoi figli, che veramente è una cosa quando sono assieme bellissima a vedere. Una cosa che ti voglio chiedere, cos'è che chiedi, che appello vuoi fare, perché sei qui da noi oggi? Una cosa che chiedo è quella di trovare una soluzione più che altro per ospitare mia mamma, perché il problema è solo quello. Perché è facile dire la mando via, però mi metto anche nei suoi panni, dov'è che la mando? Quello è il problema più grande. Sentite, lei ancora dove mando la mia mamma? Lei ha ancora il problema che vuole trovare una soluzione per la sua mamma, non la vuole mandar via così. Pensate, nonostante le botte, nonostante le violenze verbali che delle volte fanno più male di quelle fisiche, lei ancora sta cercando di capire cosa sta succedendo a sua mamma. Però Maria ieri e l'altro ieri aveva paura di ritornare a casa perché per la seconda volta è stata aggredita e, come ripeto, non va assolutamente bene. Per fortuna i ragazzini erano stati portati via da altre persone, e però la paura è grande, perché quando ci sono questi scatti di ira terribili non si sa mai come va a finire. Noi adesso, Maria, ti diamo un assegno perché io so quante difficoltà stai provando, toccando con mano, non aver soldi, non aver niente, vivere queste situazioni. Allora questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Vendica che io ti consegno. Ecco, con questo assegno naturalmente io ti sarò accanto e cercheremo di portare a termine. Ho già avvisato i nostri avvocati, tu sai che noi abbiamo 2 avvocati, 2 donne che stanno seguendo i casi più difficili. Le denunce le hai fatte e perciò adesso andremo avanti e troveremo una soluzione, perché questa per qualche donna non è più vita, è solo disperazione. Grazie alla grande famiglia di Rete Veneta.